E allora, buona domenica a tutti, eccomi qui al Gran Fiume di Fiume Veneto con la Extreme Marissima Card, pronti per l'altra domenica. Marissima Card. La Marissima Card Extreme, esatto. Che è una nuova carta di credito. Ringraziamo Moreno. È la mia nuova macchina, è la mia nuova macchina. Car, no card. Car. Hai detto card. Card. Extreme Card. Card. Marissima, perché questa macchina produce anche denaro. Produce denaro? Dov'è? Ovidio, questa macchina produce denaro? Volendo sì. Volendo sì. Allora, buon pomeriggio dal centro commerciale Gran Fiume. Siamo nella piazza dei ristoranti come il 4 di dicembre, ovvero sia Giovanni Rana, il ristorante Kaiten Sushi, e poi c'è anche l'area bimbi. Passeremo queste 2 ore e mezza insieme, naturalmente con tanti ospiti che stanno arrivando piano piano come sempre. Grazie a Eric che è sulla telecamera mobile, c'è già un sacco di gente per questa prima domenica dei saldi. È bellissimo vedere la gente che passa dove non si riesce a passare, ma non importa, questo è il centro commerciale. Allora, se stacchiamo dall'altra parte, così facciamo vedere anche il retro, vedi? Ecco, Eric fa vedere come il retro, la regia, eccoci qua. Allora, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli amici, oltre a Eric che ci danno una mano questo pomeriggio, al nostro solito staff tecnico, ovvero sia Luca. Lei come si chiama? Lucia mi sembra, vero? Ah, bene. Buon anno, Lucia. Buon anno. Naturalmente Jacopo e poi Marco al controllo camere, Loriano, Cristian e Davide che sono invece in sede centrale. Allora vediamo intanto i primi ospiti che sono arrivati, vediamo se li indovini. Esatto. Devo tenerti io questo, non ho capito. Cercavo proprio questa. Allora, partiamo innanzitutto da lui, la voce. Lui, il nostro la voce, esperto. The Voice. Non hai voce non oggi? ha bisogno di grandi presentazioni, però Carlo Luna. Buon pomeriggio. Grazie, Carlo. Buongiorno, e buon anno. Buon anno ovviamente. Seguirà con noi e per voi in tempo reale Serie A, Serie D ed Eccellenza. Ricordiamo che la Lega Pro sta ferma fino al 22 di gennaio. Non ha niente da fare. Quindi. Non ha niente da fare, sono stanchi i ragazzi. Proseguiamo con gli ospiti che sono arrivati, ripetiamo, tra poco arrivano anche tantissimi altri ospiti. Nel frattempo vi presentiamo quelli con i quali partiamo. Ok, poi Ovidio l'abbiamo... Buon pomeriggio Ovidio. Allora Ovidio ci parlerà del tuning car audio. Lui è un grandissimo tecnico insieme a Moreno, agli amici dell'Extreme Car Audio. Ricordiamo l'indirizzo, sono a San Vito Tagliamento, dove? Via Roma 48. Via Roma 48, vicino agli altri amici della Jafet, anche loro sempre aziende che ci danno una mano. Poi non potevano mancare Cinzia Baradelle e Peter Stefanutto, gli organizzatori di Un Volto per Fotomodella, con il loro calendario che è qua, naturalmente ancora in vendita in tutte le edicole della provincia e non solo. Ricordiamo che tutto il ricavato andrà in beneficenza a Crodi Aviano. Fino adesso mi sembra più di 2.000 euro donati, o no? Sì, sbaglio? Sì, no, ecco. esatto. 2002, ecco, 1.500 più 7. Stanno arrivando, allora li facciamo subito accomodare, aspetta, perché ho preparato no, sta ancora mangiando, il presidente, l'imperatore, sei ancora che mangi, ma vergognati! Roba da matti. Abbiamo ovviamente visto che c'è la pausa del campionato e non sono impegnati né al Bottecchia né in trasferta. Tornano con noi gli amici del Pordenone Fan Club, perché oggi non io ma la società durante la settimana ha preparato una bellissima clip di questo girone d'andata e la prima partita del girone di ritorno, le 2 partite del girone di ritorno del Pordenone. Accomodatevi, prego. No, come così? Ma Moreno! Questo è stato. Moreno mi ha fatto un gestaccio. Allora, Silvia Gustapane e Moreno, non so che giro stia facendo. Ciao Silvia, benvenuta. Devi andare a prendere la fascia. Credo che debba andare in bagno. No, il bagno non è di là, è di là. Penso che abbia dimenticato. Grazie Silvia, buon pomeriggio. Allora, voi non avete mai visto, credo, tutti insieme 45 gol. Tra la pausa del primo e il secondo tempo vi faremo vedere una clip che io ringrazio Marco Michelin, il capo ufficio stampa del Pordenone, anche con inquadrature inedite, ovvero sia dal campo. Tutti i 45 gol che il Pordenone ha fatto fino ad oggi. Ricordiamo che si è giocata il 30 dicembre la seconda giornata del girone di ritorno con questa splendida vittoria di 5-0 del Pordenone Calcio, mentre nel lunch match, Carlo... Allora, dunque, andiamo con ordine. No, dimmi, anche se non vorrei sentire questo risultato. Ahimè, all'87esimo l'Udinese ha preso il secondo gol e quindi ha perso 2-1. Allora, devo dire che come è successo ieri, io non faccio mai polemiche, però quando c'è da dire, no? Perché ieri il Napoli, finché non pareggiava, non finiva la partita,
oggi l'Inter finché non pareggiava non finiva il primo tempo. Più o Infatti meno. io non ho mai visto, e sì che è un po' che guardo calcio, che nel primo tempo si danno 3 minuti di recupero. Tu hai mai Massimo visto? 1. Ecco, sì, Di tu hai mai solito. visto, Peter? 3 minuti di recupero al primo tempo. A meno che non ci sia un morto in Ovviamente campo. Perez, sì, che poi non c'erano state azioni, no? Da tutto questo recupero, 2 o 3 cambi. E tutto questo per dire che Perisic ha segnato proprio al 48esimo, ha segnato e tutti degli spogliatoi. Poi vabbè, Perisic ha risegnato anche all'87esimo. sì, purtroppo una di quelle dimenticanze della difesa udinese, di cui purtroppo è famosa, si è trovato su cross di João Mario. Tutti non fanno mai un cazzo, no? Arrivano a Udine e sono fenomeni. Oggi João Mario ha giocato benissimo, pazienza. E comunque il primo tempo l'Udinese, se finiva con 3-4 gol all'attivo, poteva starci, perché Andanovic ha fatto 2 miracoli, il gol bellissimo di Yankto, un palo di De Paul e poi un errore purtroppo di Zapata. Quindi 5 clamorose occasioni da gol il primo tempo, pronti via il secondo tempo, altre 2 occasioni per l'Udinese. Quando non si segna purtroppo Silvia, e questo è, guarda che lì c'è un microfono. Sai che in televisione, è un po' che non ci vediamo, ma ti sei dimenticata che in televisione bisogna usare i microfoni? Cosa sono i microfoni? Cominciamo molto bene. Quindi più o meno intorno alle 15:20 ricordiamo tutti i 45 gol del Pordenone in una clip bellissima. Ci sarà una clip molto bella su quella bella serata che hanno tenuto al ristorante Adriatico a Villota di Chionsi i nostri amici Cinzia e Peter, che era Miss Christmas, una bella clip con queste bruttissime ragazze, devo dirvi. Io o meglio, la redazione di Pordenone, Lucia dammi una mano, insomma, la redazione di Pordenone che ha montato la clip mi ha detto... Ma è stato Giovanni o è stato Angelo? È stato... Aspetta, sai che non lo so, devo chiedere, perché lì non hanno turni, chi vuole va, no? Chi vuole va. Forse è stato Paco Riganca, non lo so. Sì. Mi hanno detto Sì. che era una bellissima serata, una bellissima festa e delle bellissime ragazze. Sì. Ma è vero, oggi avremo qui anche Ecco. Isabella. Una fascia. Isabella. E Michela non viene? Michela si fa attendere, sai. Michela si fa aspettare. È arrivato il presidente del Pordenone Fan Club, nonché imperatore della Repubblica di Nogaredo. Buon pomeriggio, Moreno. Ho ricevuto l'investitura durante... Avremo anche una clip del discorso alla nazione Anche no. di Moreno, tenuto Anche no. in data 30 dicembre. Io l'ho visto, No, bellissimo. non Bellissimo. possiamo farlo vedere. No, assolutamente. Comunque se andate sulla pagina del Pordenone Fan Club Caffè Nogaredo vedete il discorso dell'imperatore della Repubblica di Nogaredo. È molto istruttivo. Ecco bene, sì. E penso che comunque se mi candidassi riceverei tantissimi Un sacco di voti, esatto, perfetto. Dunque, come dicevamo, seguiremo Serie A, Serie D ed Eccellenza. Ricordiamo che giovedì si è giocato la finale a Manzano della, tra virgolette, Coppa Italia, Coppa Meroi, per quanto riguarda appunto il campionato di eccellenza Friuli Venezia Giulia. Ciarlis Mulzano Gemonese, ha vinto la Gemonese su rigore per 1-0, quindi complimenti agli amici di Gemona. 1-0 su rigore. 1-0, sì. Una partita, diciamo, un po' particolare, no? Gli amici Sì. del Carlino, non fortunatissimi. Hanno giocato solo loro, ma hanno perso. Ma hanno perso, vabbè. Comunque, complimenti alla Gemonese. Naturalmente queste due squadre non giocano oggi, giocheranno il 10 e l'11. Ma allora, facciamo un passo indietro, vediamo la schermata della Serie A, cara mia Mara, che sei particolarmente sexy oggi, mi fa molto Dici? piacere. Grazie. Più tardi, com'è Jacopo che avevo detto prima, Mara, mentre mangiavamo? Sì, sentiamo. Un atto di mi vergogno. Ok, lasciamo stare perché ci sono tanti bambini che ci guardano. Siamo ancora in fascia protetta. Dunque, allora, vediamo Serie A. E anche ieri qualche polemica così sottile nella partita. Appena. Ma io mi auguro che il portiere del Napoli stia bene, perché credo che è morto lì, volevo sapere se stesse bene. Vabbè. Allora, giocate ieri. Che poi non... No, sì. No, che poi adesso, non so se è un caso, ma il portiere del Napoli si chiama Reina. È un caso. È un caso. Anche perché non è italiano. No.
No, non è italiano, è brasiliano o argentino? Non mi ricordo. Non lo so, però non è italiano. Parliamo di calcio, non ne sappiamo niente. Questo è lo stile dell'altra domenica. Allora, Carlo, vediamo ieri sera quello che è successo. Allora, sì, Serie A, giocata ieri, Empoli che batte il Palermo 1-0 col gol di Maccarone, il Palermo ormai è spazzato. Beh, dai, ci sono ancora tante partite, Sì, siamo solo vabbè. alla 19esima. Ok, Dai. poi giocata come detto ieri sera, Napoli batte Sampdoria 2-1 con gol di Gabbiadini e Tonelli che rientrava dopo 6 mesi di infortunio, quindi buon per lui che ha segnato al 95esimo, e il gol per la Sampdoria, un'autorete di Iseia. Iseai. Vabbè, Oggi pomeriggio purtroppo, pomeriggio 12:30 Udinese-Inter 1-2. Esatto, poi alle 15 ci sono queste partite in campo: Chievo-Atalanta, Genoa-Roma, Lazio-Crotone e Sassuolo-Torino. Si doveva giocare anche Pescara-Fiorentina, ma è stata rinviata per neve. Bene. Non tanto per il campo, ma quanto per gli spalti, perché sono ghiacciati e ci sarebbe stato il pericolo per le persone che andavano a vedere la partita. Alle ore 18 ci sarà Sei veramente perfetto. Ho studiato. Mi meravigli oggi, Carlo. Ho studiato. Alle ore 18 Milan-Cagliari e alle 20:45 Juventus-Bologna. Bene, queste le partite di questo pomeriggio. Vediamo dopo i risultati di ieri sera come si è mossa la classifica. Naturalmente non siamo riusciti ad aggiornare l'Inter, i 3 punti in più dell'Inter di questo pomeriggio. Vediamo la classifica della Serie A. Eccola qua, vedete che l'Inter va a 3 da 3 punti e raggiunge il Milan, che Esatto. naturalmente deve giocare questa sera. No? L'Udinese rimane a 25 punti, dietro non si muove niente, il Napoli raggiunge la Roma a 38, la Roma anche lei deve giocare questo pomeriggio, mi sembra, la Roma, Carlo? La Roma gioca questo pomeriggio. Questo pomeriggio. Va bene, questa dunque è la 19esima giornata della Serie A, scendiamo di categorie e andiamo subito alla Serie di Girone C. Sì, la Serie D che dopo 8 minuti è ancora tutta ferma sullo 0-0, tranne la partita giocata ieri. Il Cordenons ha perso in casa col Belluno con 1-2, era passato in vantaggio con mancanza di rigore, poi Masok e Brotto hanno fatto il punti per il Belluno. Ecco, anche qui abbiamo un'esclusiva, grazie all'amico Antonino Di Blasi, abbiamo il rigore di Macan, almeno quello vediamocelo. Tu l'hai visto in diretta e gli amici a casa lo vedrete qua. Un rigore battuto benissimo, anche se aveva preso un po' la terra, però insomma è andato dentro, poi pazienza, la partita è andata male. Vediamo le altre partite del pomeriggio. Come detto, Carlo. tutte ferme ancora sullo 0-0, Virtus Vecchum Mestre, Montebelluna Abano, Vigontina Alto Vicentino, Union Feltre Calvino Ale, Legnago Tamai, Carini Pivigina Triestina, Este Unione Narzichiampo e Campodarsego Vigasio. Guarda che sembri veramente vero, Ho anche la barba. Ok, andiamo in eccellenza, naturalmente parliamo del girone dell'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Qua siamo giunti alla 16esima giornata? È scritto Sì. 16esima, quindi spero di sì. Credo che sia giusto. Vabbè, andiamo a vedere cosa succede qua. Vado immediatamente a controllare se ci sono degli aggiornamenti. No, in questo momento anche qui è fermo tutto sullo 0-0. Si gioca Fontana Freda Gradisca, Lignano Lumignaco, Manzanese Torviscoso, San Luigi Cras Repen, 13esimo Virtus Corno, Vesna Tolmezzo e Ciarlin Muzzane Union Pasiano si giocherà l'11 gennaio e il 10 gennaio si giocherà Gemonese Chions, Ecco, la in redazione virtù della non so- partita di non so Coppa perché la redazione di Italia. Pordenone ha messo l'11 prima del 10. No, è arrivata una bellissima ragazza che era Isabella, eccola qui, allora adesso la facciamo accomodare con la bellissima mamma. Buon pomeriggio signora. Allora fai il giro, mettiti vicino all'imperatore. Questo omone. Ecco, allora eccola qui Isabella, mio buon pomeriggio Isabella, sempre bella come il sole, Sempre cara. Oh, allora. Naturalmente come al solito intanto qua dentro c'è musica, sentite che figata, io mi siedo dentro la 500. Anche no, Qua c'è musica. no, che poi non esci più. Sì, no, effettivamente stamattina ho avuto qualche difficoltà a entrarci. Senti che musica, Jacopo! Quasi Ecco, così ti sto do- qua dentro, io non esco più da qua. Ti È do subito bellissimo, questo un 500. Ti do subito un aggiornamento, il Mestre in vantaggio. Ecco, con chi? Con il Virtus, cos'è? Virtus Vecchum. Ecco, sì, magari se dai anche sì, perché non è che tutti sanno, no. Un attimo, il Virtus Mestre- Vecum che perde in casa in questo momento col Mestre 1-0 grazie al gol di Casarotto. Benissimo, quindi il Mestre che allunga ancora, vedremo cosa fa la Triestina. Gioco 1-2 che riguarda proprio la Triestina. La Triestina, Eccola. esatto. Vediamolo. Il nostro 1-2 di questa domenica. Indovinate il risultato tra Careni Pievigina e Triestina. Triestina.
e Legnago Tamai. Esatto, queste sono le due partite in concorso questo pomeriggio, naturalmente 1x o 2. Lucia, che cosa si vince? Guarda, è distrattissima. Io vorrei capire cosa sta... Eric, puoi inquadrare Lucia, perché c'ha l'auricolare. Con chi stai parlando con l'auricolare? Scusa, È per sentirti meglio. Giustamente. Guarda che è qua vicino comunque. Sì, poi ho anche la voce abbastanza potente, no? Ma da qua si fa fatica, quindi preferisco sentirti da qui, dall'auricolare. Ecco, con l'auricolare. Ecco, ricordato anche Direttamente alla dalla Lucia. regia. Al lupo Lipone. Senti cosa spinge... Oh, ma cosa hai messo in macchina, Ovidio? Cosa hai messo? È bello questo. Simpaticissimo. Quasi quasi io mi metto È uno lì. dei nostri gioielli. Sì, no, ma a parte la macchina, la musica. Cioè, veramente spinge. Abbastanza. Abbastanza. Diciamo che se la cava all'interno dei raduni. Ecco, dopo ne parliamo bene, la facciamo vedere bene con Eric, tra un po' anche gli interni che sono spettacolari. Dicevo, Lucia, se gli amici a casa mandano il WhatsApp quello giusto, no? Che dice 1x o 2, no? Delle due partite. Cosa si vince? Eccola L'ho qua. già preparato, hai visto Sì. che efficienza? Sì, perché mi sono dilungato io per darti il tempo di andare a trovare la grafica, come sempre. Ma era già pronta, è perché pronta io dal ti 25 di settembre, è pronta, no? Dalla prima puntata. Eccole qua le 6 bottiglie. Di Sì. bianco o di nero? C'è anche un terzo tipo questa volta. Il rosso. Brava, esatto, quindi potete scegliere tra bianco, nero o rosso. Di queste eccellenti bottiglie di vino a marchio Pascià. Pascià. Vediamo Marco che sta facendo un'inquadratura molto interessante, grazie Marco e la splendida Isabella. Dopo c'è una videoclip che ci sei anche tu, bellissima. Ecco, dopo la vediamo insieme e la commentiamo insieme. Allora, mandate naturalmente messaggi WhatsApp al numero Che fa impressione. Che fa impressione, quello di sovraimpressione, che è il numero della redazione di Pordenone, Esatto. ossia 348 294 7672. Mandateci anche i saluti, mandateci a remare, dite quanto gnocca la Isabella e quanto gnocca la Mara. Più l'Isabella sicuramente. Quanto sono bello io e simpatico. Ecco. A proposito, anno nuovo, vita nuova? Vita nuova? Ma no. No. No, Tu- però guarda, un pensiero che condivido con Lucia Sì. è che volevo approfittare di fare gli auguri di buon compleanno A chi? a tutte le persone che hanno fatto gli anni nelle giornate, non lo so, del 25 dicembre, Sì. dell'Epifania, Sì. del primo dell'anno, che poverini sicuramente tutti quanti ogni hanno fatto un unico regalo. Ecco, anche Carlo Luna. Giuro, la prossima volta vengo in pantaloncini corti. Giuro che vengo in pantaloncini. Doveva esserci Antonello Gherardi oggi pomeriggio, era il suo compleanno 2 giorni fa, allora è ammalato. Sì, ammalato, sì. No, È l'ho che sentito. non voleva pagare da bere. L'ho sentito stamattina. No, Ma no, assolutamente. guarda, solo rinviato, L'ho l'ha sentito dichiarato. stamattina e naturalmente ci sta guardando. Ciao Antonello, mandaci un messaggio, auguri di buon compleanno, auguri di una pronta guarigione. Vediamo Isabella. Allora, Isabella, anno nuovo, vita nuova? Sì? No, non lo so, se non No, sai... è sempre uguale. Sempre uguale? Sì. Cioè non è cambiato niente dal 31-12 Non ancora. all'1-1? No, non ancora. Neanche il 6 dell'1 è cambiato niente? No. No. Quindi fidanzati? No. No, sì, sì. Sì, sempre quello però, Sempre non è quello, cambiato. Non hai esatto. buttato via? No. No, perché sapete che a Capodanno si butta via la roba, no? Invece no. No, invece tu... No. Quindi è un bravo ragazzo. Sì. Eh sì, vabbè. Moreno, tu hanno nuova vita nuova? Assolutamente no. No, assolutamente La no. solita vita piatta e scialba, Scialba. senza nessuna emozione. A parte appunto il Una discorso... tristezza A parte proprio il discorso, inaudita. no? A parte il del discorso 30, che che vabbè, lì era eri... di dovere, era di dovere, per il tuo popolo. Per la Repubblica di Nogareda. Sì. insomma, cioè. Quindi niente, hanno nuovo... Assolutamente Vita solita. Solita vita piatta e scialba. proprio. Solita Come vita fa- piatta e scialba. Tu Silvia, hanno nuova vita nuova? Sì, cioè io vivo con lui. No, a me piace l'entusiasmo, no? Vi ricordate Casa Vianello? Eccoli qua, Casa Vianello. Ti ricordo comunque che al mattina ti faccio il macchiatone, quindi a quello che stai attento a quello che dici. Perché... Ecco, cominciano con i ricatti della mattina, il mio macchiatone. Non so ricatti, sono minacce. Minacce, benissimo, passiamo direttamente alle minacce. Peter, hanno nuova vita nuova? No, perché sei sempre con la Cinzia, purtroppo. Io, Sì. ho fatto la Befana però. Tu hai fatto la Befana Io ho fatto la e Befana. non ti hanno buttato via, no? Perché No. sei ancora qua. In una nota discoteca ho fatto la Befana, mi sono divertito. Possiamo dirlo, al Palmariva? Al Palmariva, sì. Devo parlare con Beppi, Marco, Beppi, dobbiamo andare a grande trovare Beppi Beppi. Venerandi. Il grande Beppi. Perché normalmente una volta, nelle epifanie serie, si bruciava la Befana.
Non l'hanno bruciata, ce l'abbiamo qua, hai capito? Però ho dato tanti regali a Beppi non si fa così, dovevi bruciare la Befana, ce lo toglievamo di mezzo e Cinzia era libera. Tu Cinzia hanno nuovo... prossimo anno, non so. Dobbiamo aspettare ancora un anno. Hanno nuova vita nuova? No, la vita è sempre uguale, però nuovi progetti, quello sicuramente. No, i progetti ne parleremo durante il programma. Se mi dai, caro, non mi interessa sapere niente perché tanto so già tutto. Tu, Ovidio, hanno nuova vita nuova? No, sempre uguale. Sempre uguale. I progetti delle prossime macchine ne parliamo durante il corso della trasmissione perché abbiamo un po' di tempo. Allora, il gioco, rivediamo la grafica del gioco, l'1x2, ovvero sia, eccole qua le partite di oggi, la Triestina che va a... Careni Pievigina. No, che va a... Non c'è una città che si chiama Careni Pievigina. Dove va la Triestina? In realtà... Pieve di qualcosa. Allora, Isabella, Careni... Ma tu forse questa la sai, perché eri a Sacile con noi. Dove gioca la Triestina oggi? Gioca nella città di quella squadra là, che si chiama Careni Pievigina. Secondo te come si può chiamare la città dove gioca la Careni Pievigina? Boh, è una bella risposta. Si può chiamare Boh? Lucia? No? No, direi di no. Io sono d'accordo con Mara, deve essere un pieve di qualcosa. Un pieve di qualcosa in provincia di? No, se lui non lo sa, mi paga il caffè da qui all'eternità. Lui sa. Non lo so. Lui sa però come si arriva. Adesso lui ci dice la strada, come arrivare nella località dove gioca la Careni Pievigina. Prego, Moreno. Allora, praticamente appena esci di qua che c'è la rotonda, tu prendi a sinistra, vai avanti 200-300 metri, c'è una stradina bianca. Tu prendi quella stradina bianca, sempre dritto, in fondo c'è una biforcazione e c'è un bar che è chiuso, sempre chiuso, e un albero secolare. Sì, avrà un 300-400 anni, bello grosso. Ecco, tu arrivi lì e chiedi. E sarà distante in linea d'aria 300-400 metri. Non di più. Dal bar chiuso. Dal bar chiuso. Posso dirlo io che stiamo prima? No. Lo dice la Silvia che lo sa. Non lo so. Non lo sa, la provincia almeno. Beh, secondo me potrebbe essere tipo Pieve di Soligo, sì. Pieve di Soligo, provincia di Treviso? Provincia di Treviso? Provincia di Treviso. Provincia di Treviso, siamo sicuri? Ovidio, siamo sicuri che Pieve di Soligo è in provincia di Treviso? Non me ne intendo. Cosa si vince? Niente. No, assolutamente no. Si vince il fatto che non si fa gli ignoranti in televisione. Tanto oramai... La dico tutta? Sì. Allora, Careni Pievigina. Careni è un paese. Sì. Pievigina era la ex squadra anche professionistica, perché ha fatto anche professionismo, ed era Pieve di Soligo. Si sono uniti e hanno ideato questa squadra, si chiama Careni Pieve. Nel frattempo, mentre tu ci C'eravamo quasi. erudivi, qua cara, siamo sull'italiano aulico, erudivi. C'è un bel gol. Esatto. Segna sempre lui. Sempre lui. Godeas per il Lumignaco, quindi Lumignaco Lignano 1-0 per il Lumignaco. Pensate, ancora Godeas che avrà oramai 1000 gol in questo campionato di eccellenza, non so quanti, però ne ha fatti già tantissimi. Mi arriva una mail dove siamo in diretta anche su YouTube tramite Media24, grazie Marco. Allora, sono le 14:50, io direi che siamo puntualissimi, quindi noi ci fermiamo. Per una breve sosta pubblicitaria, torneremo veloci. La classica, posso dirlo a quest'ora, Lucia? Prego. La classica sveltina. Sì. 4 Veloce minuti e come i ratti, 35 torneremo addirittura. qua. Pubblicità. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone.
giorno comincia benissimo. I saldi di buon anno del Centro Specifico del Sonno. Per pochi giorni sconti fino al 50% su tutti i prodotti Dorelan esposti. Letti, materassi, reti, guanciali ad un prezzo incredibile. Fino al 50% di sconto con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte anche sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al Centro Specifico del Sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Dal mare al peschereccio al banco, Bottega del Pesce. Ogni giorno il pesce freschissimo del nostro mare. Per cucinare ottimi piatti di pesce. O, se preferite, le nostre specialità cotte, pronte da mettere in tavola. Bottega del Pesce. Ogni lunedì anelli fritti, patate e polenta a 5 euro. Il mercoledì grigliata mista a 12 euro. Il venerdì la vera paella. E ogni giorno tantissime altre specialità pronte per voi. Bottega del Pesce, crudo o cotto, il pesce migliore. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. Sono Stefano Starnoni, sono il titolare dell'agenzia Starnoni che ho aperto a ottobre 2013, frutto dell'esperienza maturata nell'azienda di famiglia e anche qualche percorso esterno. Mi occupo di pratiche auto e soprattutto mi piace questo lavoro perché è frutto di esperienza, frutto di conoscenze e di investimenti continui e mi auguro che la mia clientela possa sempre entrare e uscire soddisfatta da questo ufficio. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Un giorno da sogno. Il tuo abito per coronare il tuo sogno. 1000 bisù, l'abito da sposa che hai sempre sognato. Tradizionale, moderno, alternativo. 1000 bisù, gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. 1000 bisù, San Giovanni di Casarsa. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Ah, parti con me. Allora, un appello agli amici a casa. Abbiamo perso l'imperatore della Repubblica di Logaredo, ovvero sia Moreno Burlina. Se qualcuno lo vedesse, lo trovasse, lo incontrasse, gli dica che lo stiamo cercando, perché non vorremmo allertare l'Eli Soccorso. Anche perché, cara Silvia, non so se l'Eli Soccorso sostiene Moreno, nel senso che se riesce a caricarlo. No, più che altro perché domani mattina devo andare a lavorare, quindi... Ah, ecco, è l'interesse della Silvia che domani mattina deve aprire il bar, il Caffè Nogaredo. Va bene, c'è allora... c'è un risultato in eccellenza e San Luigi sta vincendo col Crass 1-0. Quindi il derby di Trieste in pratica... Bertoni. No, Cinzia, perché si sa che tu che sei esperta della zona triestina, sì. Si sa che Crass e San Luigi sono due squadre della zona di Trieste. Certo. Ovvio, sì. Il Crass gioca a... Sì, là. E San Luigi vicino al mare, No, esattamente alla parte opposta sul Carso. Vedi? A Morrupino. Va bene, allora il gioco, torniamo a vedere il gioco per cortesia, l'1x2 ho detto anche un per 2. Sky si sta riproponendo questa oscenità di Udinese-Inter, oscenità perché l'Udinese ha perso, ricordiamolo, 2-1 con gol a 3 minuti dalla fine di Perisic.
questi sono gli highlights, ecco qua, l'Udinese primo tempo, ripetiamolo, grandissimo primo tempo dell'Udinese con 4 nitide occasioni da gol, oltre al gol di Jankto. Guardate che parata che ha fatto Andanovic, questo era un tiro di Fofana. Ecco, noi stiamo vedendo ovviamente gli highlights che ci propone Sky. Allora, vediamo il gioco, cara Mara, Maracara. 1x2. Sì, eccola qua. Allora, sì. Possiamo fare un gioco nel gioco da riproporre sempre le città dove giocano queste squadre con questi nomi strani. Il gioco nel gioco. Già è un difficoltà a fare questo che è un gioco semplice. Fare il gioco del gioco ritenga sia una cosa un po' difficile. Ma sì. Dov'è Pier Giorgio? È arrivato anche Pier Giorgio, il mio amico di Cordenos. Dov'è finito che non lo vedo? Pier Giorgio? Vabbè, dai. Sicuramente a bere. Questo è il bello del centro commerciale, perché arriva gente che non sai e lo inviti e loro vengono, però mi sembra che è andato a fare naturalmente shopping, ripetiamolo. C'è la grande prima domenica dei saldi qui al Gran Fiume, Gran Shopping a Fiume Veneto, vi invitiamo a venire. Approfittatene, vedete anche un po' di partite con noi, insomma parliamo un po' tutti insieme. Allora, unite l'utile al dilettevole, guardate il calcio e comprate. Io direi che adesso facciamo, queste sono le partite, naturalmente mandate SMS WhatsApp al numero in sovraimpressione, cominciamo a fare giocare i nostri ospiti. Una esperta di calcio, infatti a Sacile non ne ha beccato neanche uno dei due risultati, la nostra Isabella. Allora vediamo, Carrelli Pivigina Triestina, 1 X 2 X. Tu devi segnare, perché a Pasiano ha vinto Stefano Starnoni, che doveva essere il nostro ospite, vediamo se arriva, l'unico che ha vinto nelle ultime 2 puntate. Quindi la nostra Isabella ci dice X la prima partita, Legnago Tamai. Tamai è 2, pareggio è X e Legnago è 1. Quindi? Tamai? Sì. Tamai 2. Quindi diamo fiducia agli amici di Tamai. Continua a mancarci Moreno Burlina, se potete fare qualcosa, allertare. Ah, no, lo vedo, è la arrivato. protezione civile. Allora, stesso discorso per il nostro amico Ovidio di Extreme Car Audi. Allora, anche tu di calcio so che sei molto ferrato, no? Mi dicevi stamattina. Moltissimo. Moltissimo, vai ogni domenica allo stadio, infatti ti abbiamo strappato perché oggi dove andavi, mi sembra a Bergamo, sì, a vedere Atalanta Chieva. Bergamo Alta. Bergamo de Ora. Ecco. Carreni Pivigina Triestina. 1 X 2. 1. Ecco, basta che non dici 3, va ben tutto. 1 e Legnago Tamai. X. 1 X. Il pronostico di Carlo non ce ne frega niente come sempre. Ma dai, così. Ma per ultimo, perché non vinco. Ci sono aggiornamenti? No, non ci sono aggiornamenti per il momento. Sto aspettando dopo magari Eric, vieni qua con gli me. aggiornamenti del quarto d'ora. E facciamo vedere Carlo tutti gli aggiornamenti. È veramente un uomo tecnologico, tablet, telefonino. Ti manca anche un computer portatile? No, io ho chiesto il computer davanti. Ma... no, quello no. Allora, Cinzia, tocca a te. Carrelli Pivigina Triestina. Allora, io direi 2. Bene, per i nostri amici di Trieste. E X. Allora, Peter lo facciamo giocare, Carlo? Sì, lo possiamo fare. ma tanto non lui lo imbrocca calcio mai, non quindi imbrocca sì. Tanto Silvano mi dà lo stesso le bottiglie. Ecco, a posto. No, queste cose non si devono fare, queste preferenze non si devono fare. Le pago. Ah, le paghi per quello. Allora, vediamo. Prima partita. 1 per la Carreni Pivigina, quindi perde la Triestina. Facciamo X, quindi il Tamai che va a pareggiare a Legnago. Silvia? Sei con la velocità di un bradipo quest'oggi, benissimo, ti vedo a volte in forma. È più reattiva del solito. È più reattiva del solito, bene. Sì, no, scusate, c'è anche gente che lavora ogni tanto. C'è anche gente che lavora. Noi in effetti quindi vuol dire che si è alzata presto stamattina alle 7:10 io ero il secondo cliente a entrare. Ma è una gioia. E di alla gente a casa cosa mi hai detto quando sono arrivato al bar? Quello che ti dico ogni mattina. Cioè? Consuma presto e va. No, quello me lo dici la sera. Non hai una famiglia, qualcuno che ti vuole bene, un posto dove andare. Stai a casa tua. Questa è l'accoglienza. Guarda che c'è la tua gatta che miagola. Allora, andiamo col pronostico. No, stamattina non te l'ho detto perché non c'era nessuno. No, quella della gatta me l'hai detta stamattina. Sì. sì, che ti ho detto allora, che era bella. scusate solo il telefono che mi suona in diretta. Triestina, 1 X 2. Triestina. Quindi 2, Triestina che vince con la Carrelli Pivigina e Legnago Tamai, vabbè. Speriamo. Gioca il nostro Tamai, amico là. Sì, guai se no, 2. Quindi
XX. XX, proprio sei così. Ma proprio oggi proprio non ho voglia di... Allora, tra poco vediamo le quote, le quote SNAI ovviamente, grazie agli amici del Pascià Group, soprattutto della prima partita, sono cose. No, io ho visto che è arrivata la Michela, ovviamente sono andato in difficoltà e adesso capirete perché. Allora, dicevo, le quote di Careni Pivigina Triestina sono quote molto particolari, che è molto difficile da trovare, no? Proprio perché la Triestina è seconda, la Careni Pivigina è ultima. Esatto, nel frattempo intanto è iniziata la Serie A. Sì. 0-0 tutti quanti i risultati. Sì. A mezz'ora siamo con l'unico risultato invariato in Serie D, che è quello della Virtus Vecom che perde in casa col Mestre, e l'Eccellenza, gli unici ci sono due risultati cambiati e siamo ancora fermi con gli altri, il Lignano che perde in casa con l'Umignacco e San Luigi che batte il Cras 1-0. Ecco, allora io chiedo nel frattempo a Marco se ci va a mettere il canale dove fanno vedere tutte le partite, perché noi stiamo vedendo la replica di una partita che fino adesso va bene per l'Udinese ma che non vogliamo vedere. Grazie. Allora, io direi in regia di vedere, commentato da Silvia che c'era, il rigore di Maccan che aveva momentaneamente portato in vantaggio ieri il Cordenons sul Belluno, partita che purtroppo il Cordenons ha perso, ma abbiamo visto prima la classifica, il Belluno è andato a 18 punti, quindi il Cordenons è a 25, ancora c'è margine per fare degli errori, voglio dire, per quanto riguarda il Cordenons. Vediamo il rigore di Maccan e vediamo come lo batte soprattutto, grazie. Ecco, eccolo qua, rigore grazie ad Antonino Di Blasi che ci ha mandato il video naturalmente, eccolo qua, questo è in tempo reale, vedete? E vedete che si alza un po' di polvere, no? Beh, c'è da dire che il campo era osceno. No, adesso vediamo il replay con... C'era anche vento. C'era anche vento. Guardate, guardate, guardate bene. Guardate che proprio... Tac! No, ha preso proprio... Gli è andata bene, no? Perché normalmente quando prendi la terra... C'è anche da dire che purtroppo è stato praticamente l'unico tiro in porta del Cordenons del primo tempo. Quindi una partita... Sì, sembravano svogliati, probabilmente i panettoni che avevano fatto. I panettoni? Sì. Sì, perché parentesi, c'era una bella foto sulla pagina Facebook del Cordenons dove c'era il nostro amico Denis Bacan che era alla griglia. Sì, esatto. Quindi hanno fatto una bella festa, no? Tra l'altro si sono fatti belle ferie perché ormai con i social network sappiamo i cavoli di tutti i giocatori, quindi abbiamo notato. Nel frattempo credo si sia fatto male Perin, il portiere del Genoa. Ricordiamo credo anche male perché si sta toccando la testa. Quindi... Ecco, Genoa-Roma, vediamo che c'è già il portiere di riserva che si sta scaldando, capannello di medici intorno alla promessa dei portieri italiani, Perin che però si è rimesso in piedi. Beh, vedremo che cosa succede. Allora, nel frattempo le immagini vanno a Chievo per Chievo-Atalanta, l'Atalanta in attacco, cross al centro, gol dell'Atalanta e l'Atalanta va in vantaggio, prosegue la favola dell'Atalanta. Prosegue la favola dell'Atalanta che a parte essere scivolata con l'Udinese e dopo veramente quest'anno è un rullo compressore. Vediamo le quote del nostro gioco e adesso capirete perché dicevo che sono quote clamorose, le quote delle due partite di cui parliamo. Vedete, Careni Pivigina Triestina, l'1 è a 7,25 la vittoria della Careni. Quindi se io gioco 10 euro ne vinco, Mara? Per 7,25. Sì, non è difficilissimo, basta togliere una virgola e spostarla dall'altra parte. 72,50 euro. Facciamo un applauso a Mara, facciamo un applauso a Mara perché questo calcolo matematico senza una calcolatrice non so che vale. Poi ancora vediamo le quote, perché anche il pareggio, di solito i pareggi non sono così quotati, cioè le quote non sono così alte nei pareggi. Se vediamo di nuovo il cartello delle quote grazie alla regia, vedete 4,25 il pareggio, anche qui si gioca 10 euro, così se ne vincono 42,50. Invece giocare la vittoria della Triestina insomma un po' così, no? Perché si porta a casa 1,75 euro come vittoria, quindi... Però in fin dei conti, se guardiamo la classifica, la Pivigina è ultima con 12 punti e la Triestina è seconda con 38, quindi... Certo. Però sono queste le partite da giocare, sì, me. E io giocherei sulla Careni Pivigina, sinceramente. Anch'io. Ecco.
Sì, c'è un motivo per cui sei qua a presentare, non sei alle Maldive a goderti le Bene, ferie. grazie Silvia, sempre molto bello averti qua con noi. Vado al bar. Allora, vediamo le quote invece di Lignago Tamai, sono quote più umane, no? Più normali, perché insomma, vedete, ovviamente il Lignago, ma neanche tanto, perché come classifica sono lì Lignago e Tamai, non è che c'è una gran differenza, però vedete che la vittoria della Tamai è stata molto più difficoltosa che non quello del Lignago che gioca in casa. Qui probabilmente gioca il fattore campo, credo. Esatto, sì. Come? Perché è fuori... Sì, perché gioca il fattore campo, vedete, anche il pareggio da 3,40, una quota molto alta per i pareggi e anche per la vittoria. Bene, poco. dunque continuate a giocare con noi al gioco, naturalmente all'Unix2, 348-294-7672, se volete mandarci anche messaggi, vediamo se è arrivato qualcosa. Buongiorno a tutti, un grazie ancora a tutti voi per aver allietato le giornate alle casette di Sacile. Grazie. Aspetta, perché questo non è un messaggio, è un libro. Auguro un 2017 di serenità e soprattutto salute. Un abbraccio a Mara. Grazie. Luca. Ciao Luca. Che è il vicepresidente della Pro Sacile, meno male che l'abbraccio lo dai a Mara perché mi sarei preoccupato. Aspetta ancora il libro, Luca. È un bel libro. Va bene, per il resto ci sono aggiornamenti, Carlo? Sì. In questo momento il Montebelluna è passato in avanti con l'Abano Calcio, si parla di Serie D, con il gol di Soncin su rigore. E anche in eccellenza mi sembra San Luigi è passato in vantaggio. Quello l'avevamo già dato. L'avevamo già San detto? Luigi, sì. Gli unici due risultati cambiati d'eccellenza sono Lignano che perde in casa con Lumignaco e il San Luigi che sta vincendo col Cras. Bene, ancora messaggi, buon pomeriggio e buon anno a tutti voi, by Massimo e da tutto lo staff del Creative Air Studio di Azzano. Ciao ragazzi. Ciao, Massimo. E buon anno anche a voi. Poi mi arriva un messaggio di leggi sulla Gazzetta sullo stadio di Udine. Io sinceramente non ho letto oggi la Gazzetta, si vede che c'era un articolo sullo stadio di Udine. Io. Non ho letto neanche io. Che io leggo... Tutto esaurito c'era. Sì, era tutto Ah, esaurito. perché era tutto esaurito? Sì. Sì, per quello? quello? Ma era anche sul Gazzettino e sul Messaggero, non era solo sulla... Vabbè, indifferente. Se qualcuno ha letto la Gazzetta sullo stadio di Udine... Vedo CP una ragazza un po' vestita particolare, no? Allora adesso vediamo la Michela che poteva cambiarsi anche là dietro, non serviva andare Sì, in noi bagno. guardavamo volentieri. Ecco, adesso io... No, perché abbiamo il camerino speciale oggi. Sì, abbiamo camminato là dietro. Ci aveva detto prima Daniel Esatto. che doveva essere lui a guardare le ragazze che vanno in camerino, perché Daniel è un ragazzo simpaticissimo della sicurezza qua del centro commerciale Gran Fiume. Adesso arriva la nostra Michelina Ellero, i deboli di cuore cambiano canale. Ti dico che il Tamai sta perdendo 1-0. Ai ai ai, amici di Tamai, quindi Legnago 1, Tamai 0, ecco qua l'1,80, no? Vittoria del Tamai più facile. Ecco, adesso vedete chi sta arrivando. Allora, Ma l'1,80 è la quota o l'altezza di Michela? no, io direi di se Michela, per l'altezza di i Michela. deboli di cuore mettete canale 5 che c'è la Barbara D'Urso. Nel frattempo, ahimè, Perin deve uscire dal campo e quindi... Vieni, accomodati Michela. Io farei un applauso a applauso, Michela così, un applauso. presenza così, è bellissima. Buon pomeriggio Michela Ellero, eccola qui. Una delle pin-uppers del gruppo. Volevo appunto. dire che lì potete inquadrare le gambe. Esatto, hanno non inquadrato le mie, Carlo grazie. Luna. Non me, grazie. Beh, secondo me abbiamo un cameraman particolare. Sì, no, ma non ho dubbi su quello. Allora, Michela, vediamola qui. La nostra torna a trovarci, è già stata qualche anno da noi, no, Certo. magari qualche anno, qualche puntata negli anni scorsi. Ecco, allora Michela. Buongiorno a tutti, intanto. Buon anno e Buon anno auguri anche di a voi. Allora, raccontaci questo gruppo delle pin-uppers che sì. Allora, è nato nel 2015 dopo la selezione Miss Exto Vintage a Sesto Arregena. È nato tutto tramite questo concorso dove dovevamo imitare le pin-up degli anni 50 e dopodiché abbiamo deciso di fondare un gruppo dove fanno serate a tema anni 50, anni pin-up. Certo. E le prossime, avete già date, le prossime serate? Le prime date saranno a marzo, ma ovviamente se qualcuno è interessato a queste serate può contattare direttamente Peter e Cinzia per tutte le informazioni. Per quanto riguarda lei l'ha contato solo io, voi non importunatela perché potrei diventare anche geloso. Allora, Ovidio, aspetta, passiamo, cosa ne dici della Michela, visto che è appena arrivata, l'hai visto poi tu in primo piano qua, raccontaci. Se la dovessi paragonare a un bel impianto hi-fi, come lo definiresti?
Mi metti in crisi. L'ho messo in crisi, è quello che volevo, benissimo, ok. Pensaci, ne parliamo dopo, ok? Pensaci. No. Ah, attenzione, sì, esatto. Cinzia. Oltre ad essere la ragazza copertina del calendario e aver vinto anche l'edizione 2015 di Miss Sexto Vintage, quindi chissà come mai ha vinto lei, eh? Sì, era la più brutta in effetti, sì, era la più brutta. Secondo me comunque Ovidio potrebbe anche chiamarla come testimonial per fare la pubblicità alle sue macchine. Io penso che se Moreno vedrà, perché Moreno è impegnato coi figli oggi, no? Ovidio, che quando vedrà la replica della puntata non penso che dirà di no, vero Ovidio? Né Isabella né tantomeno la Michela. Sarà molto felice sicuramente. Sarà molto felice. Potremmo loro due farle madrine del Pordenone Fan Club, ad esempio. Allora, che ore sono in regia? Che io ogni tanto mi perdo via. 15 e 12. 15 e 12. Sì, ce l'abbiamo la madrina del Pordenone Fan Club. Chi hai la madrina? Si chiama Ricciarda. Ricciarda, quella che, raccontaci. No, non si può dire. Non si può dire a quest'ora. Cosa c'è, Carlo? Stavo controllando un po' per quanto riguarda la Serie A, che a parte i risultati appunto dell'Atalanta che sta vincendo col Chievo, il resto è 0-0. E come detto, Perin è uscito sostituito appunto per infortunio e Sky dice che c'è un'espulsione, ma non mi sembra. Sky dice che c'è un'espulsione, a Crotone c'è un'espulsione, mi sembra. Sì, a Crotone ma anche a Genoa, adesso sto controllando, non mi sembra. Lazio-Crotone c'è un... Su Sky, sì, sapete su che Sky, mettono l'affarino rosso? Sì, mettono che c'è un'espulsione, ma per quanto mi riguarda gli aggiornamenti che sto guardando in rete non c'è nessuna espulsione. Non c'è alcuna espulsione. Allora io direi andiamo in pubblicità, perché poi abbiamo una clip bellissima, aspettando la fine dei primi tempi, da far vedere, dove c'è Michela, dove c'è Isabella, dove ci sono state... Tanto tu lo sapevi che finiva così, perché sei già venuta. C'è la Michela, c'è l'Isabella, sono tutte le splendide ragazze di quella bellissima serata. Se qualcuno conosce la Elisa, la moglie di Carlo Luna, e sapete che magari sta guardando la televisione, le dica di spegnere, che noi adesso... Che la conosci anche tu. Sì, ma io sono qua, non posso chiamarla io, no, lo so che la conosco, no. Perché vedremo foto abbastanza compromettenti di Carlo Luna in questa clip. Ma non è vero. E anche di Omar Battiston, il nostro amico assessore di Pasiano. Ma dai. Lo giudicheranno i telespettatori. Sono sicuro che al centro non c'è nessuna foto compromettente. Ce n'è una. Questo è motivo valido per attendere la fine della... Una in cui sto premiando. Ce n'è una. Sì, ma no, no, perché no, Moreno? Scusami, a dov'è? Moreno. Allora, c'è modo e modo di premiare, no? Cioè, nel senso... Aspetta che sto cercando di capire, non mi ricordo. Allora, io non vedo l'ora di vedere. Allora, c'è una maniera professionale, no? Come io quando vado a presentare le serate, se non sono ubriaco, cioè praticamente mai, no, ma dico, quando vado a presentare le serate, tu presenti in maniera professionale, no? Come fa Carlo normalmente. In teoria. Ecco, no, quello è vero. Sì, quando premia Carlo, si prende delle licenze, no? Ma non è vero! Ma sì! Ma no! Ci sono le foto che testimoniano tutto ciò. Va bene. Ecco, e tra poco le vedremo, perché adesso cosa facciamo, Mara? Andiamo in pubblicità e non cambiate canale perché tra poco le foto di Carlo solo per voi. No, perché io volevo anche vedere adesso, e poi vi raccontiamo la mia esperienza, se si sta comodi in due dentro la 500. Ok, condurrò io da qui in avanti perché non usciranno più. Ci vediamo tra poco. A tra poco. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia, con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone.
giorno comincia benissimo. I saldi di buon anno del centro specifico del sonno. Per pochi giorni sconti fino al 50% su tutti i prodotti Dorelan esposti. Letti, materassi, reti, guanciali ad un prezzo incredibile. Fino al 50% di sconto. Con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte anche sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al centro specifico del sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Dal mare al peschereccio al banco, Bottega del Pesce. Ogni giorno il pesce freschissimo del nostro mare. Per cucinare ottimi piatti di pesce. O, se preferite, le nostre specialità cotte, pronte da mettere in tavola. Bottega del Pesce. Ogni lunedì anelli fritti, patate e polenta a 5 euro. I mercoledì grigliata mista a 12 euro. Il venerdì la vera paella. E ogni giorno tantissime altre specialità pronte per voi. Bottega del Pesce, crudo o cotto, il pesce migliore. Potenza, qualità, suono. Personalizza la tua auto. Extreme Car Audio. Per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio. I migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car. Anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio. Gli specialisti dell'Hi-Fi Car. Sono Stefano Starnoni, sono il titolare dell'agenzia Starnoni che ho aperto a ottobre 2013, frutto dell'esperienza maturata nell'azienda di famiglia e anche qualche percorso esterno. Mi occupo di pratiche auto e soprattutto mi piace questo lavoro perché è frutto di esperienza, è frutto di conoscenze e di investimenti continui e mi auguro che la mia clientela possa sempre entrare e uscire soddisfatta da questo ufficio. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Un giorno da sogno. Il tuo abito per coronare il tuo sogno. 1000 bisù, l'abito da sposa che hai sempre sognato. Tradizionale, moderno, alternativo. 1000 bisù, gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. 1000 bisù, San Giovanni di Casarsa. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Eccoci rientrati, sempre qui in diretta dal Gran Fiume, Gran Shopping per questa prima domenica dei saldi. Naturalmente ancora tanti auguri a tutti e buona domenica e buon anno. Io l'ho nascosto. Tu l'hai nascosto, vabbè dai. C'è sempre una scusa per bere, GP, ormai. C'è sempre una scusa per bere. Esatto, per fare gli auguri bridiamo ai saldi, bridiamo ai saldi, finalmente ne abbiamo tanti attesi noi donne e anche voi uomini sì, secondo cara. me. Sì, Vero. Che brivido i saldi? Brivido i saldi? No, allora, cosa c'è? 45 minuti terminati dei primi tempi. Allora, Serie D non si segna. Serie D 0. L'unico gol è quello del Mestre che sta vincendo con il Virtus Veco. Sì, no, giusto, anche il Tamai, aspetta, qui non l'hanno ancora aggiornato, ce l'ho aggiornato soltanto da un'altra parte, quindi è anche il gol del Tamai, quindi 1-0 con Legnano, che sta perdendo con Legnano. Mentre per quanto riguarda l'eccellenza abbiamo tutti 0-0 tranne Lignano che perde in casa con Lumignacco e il San Luigi che sta vincendo col Crasso 1-0. Ecco, visto che Carlo ci dà sempre questi aggiornamenti, vorrei che adesso Carlo ci aggiornasse dei commenti che faceva
durante la pubblicità con me. Allora, il fuori onda è fuori onda, o se no facciamo anche il fuori onda, vedi tu. Sai che noi siamo specialisti di fuori onda. Aspetta, dov'è un microfono? Dov'è un microfono qua? Qua è un microfono. Tu sai che siamo specialisti dei fuori onda. No. In marina, in onda o fuori onda, in marina va bene sempre. La marina. Tu sai che siamo specialisti dei fuori onda. La marina ammette le onde, fuori onde. L'abbiamo perso. L'abbiamo perché perso. poi Jacopo tra poco ci fa una sorpresa, Jacopo. Ci hanno chiesto se balli, Jacopo. Balli? Dopo la tua esibizione di Pasiano, balli? No, ha già dato. Ballo ha già dato. La Lucia esclude il ballo. Allora, tu hai visto un video che eravamo là io e Carlo, no? A brindare al nuovo anno. Certo. Anche se... Parlavamo della Michela. La Michela è la ragazza Pin-Uppers. Secondo te, Carlo, cosa può aver detto della Michela? Una bella ragazza. Non si può dire a quest'ora e sei quasi arrivato vicino. In senso buono, Michela. Che cattiveria. No, ha detto che ha apprezzato ed apprezza, soprattutto vista la sua posizione di giudice all'Adriatico, un lato particolare della Michela, che non è proprio caratteriale, è un lato fisico. Il lato artistico. Il lato artistico, esatto. Infatti ha fatto una coreografia meravigliosa, esatto. Me la ricordo perché l'ho guardata tutta. Ecco, e purtroppo noi non abbiamo video, ma abbiamo dei bellissimi... C'è il Monte Belluna in avanti, 1-0 sull'Abano. Ma non sono tra primo e secondo tempo? Me l'hanno aggiornato adesso. Questi segnano negli spogliatoi. Non è colpa mia se aggiornano adesso. Fuori onda anche loro. Cioè, non è colpa mia se aggiornano campionato, adesso. si segna durante la pausa, vabbè. Non è colpa mia. Chiamerò Data Sport e gli chiederò... Ti ho dato l'altra applicazione che è più veloce, tutto il calcio. Data Sport sono più lenti. Vabbè, allora dicevo, grazie a Peter e a Cinzia, anzi a Cinzia e a Peter, ci sono un sacco di foto che naturalmente noi abbiamo zanzato su Facebook, le trovate sulla pagina di Peter Stefanuto e sul Volto per Fotomodella. 2-0 dell'Atalanta. 2-0 dell'Atalanta, perché non abbiamo visto il gol noi? Perché parlavamo di altro. Perché probabilmente parlavamo vedere. di altro, ma no, ha segnato in questo istante, quindi adesso dovrebbero farlo vedere. Vabbè, comunque. Perché allora, qui siamo in differita. Ah sì, qua arriva un po' dopo perché siamo in streaming. Doppietta di Gomez. Gomez della Vega? No, il parente di Zorro? Papu Gomez. Vediamo sta clip dell'Adriatico o no? Ma fai quello che vuoi. Tu mi devi sempre interrompere quando sono cose importanti, perché del calcio noi cosa ce ne frega. Vediamo questa clip bellissima, naturalmente sempre la redazione di Pordenone. Ok, Giovanni o Angelo? Non lo so, magari era anche il terzo, non lo so. Linea regia, la clip dell'Adriatico. I
E allora un applauso a queste ragazze, bellissimo anche il rientro. Così. Marco, sei una porcheria, il nostro cameraman. Allora, Cinzia, aspetta, dobbiamo trovare chi ha un microfono? Eccolo qua. Facciamo giro di microfono. Allora, raccontaci di questa bellissima serata, poi è arrivato anche Francesco. Presentiamo intanto Francesco, Esatto, scusami, poi andiamo dalla Cinzia, scusami. Qui GP Francesco. Sì, del Barber Company. Devi tenere il microfono davanti alla bocca. Devo tenerlo vicino. Scusami. Francesco del Barber Company. Ma gli chiediamo le quote anche a Francesco e a Michela anche del gioco? Sì. Dai, allora certo, torniamo a vedere il gioco, chiedere. no? Perché so che Francesco gli piace il calcio anche lui un sacco. Esatto, finalmente. E Gobbo, ricordiamo anche lui ha questa malattia, nonostante una persona Non è una simpatica. malattia, è una fortuna essere Gobbo, in questo periodo. Allora, oggi non potete parlare. Le due, siamo tra il primo e il secondo tempo, continuate a giocare naturalmente. Allora, vai. Allora, cosa 1x2? Careni Pievigina Triestina e Legnago Tamai. Cosa pensi, Francesco? La prima è E anche 2. Michele. La prima per me è 2. Cosa si vince? Le solite bottiglie a marche Solo bottiglie Pascià, GP. bianco, rosso o anche nero. Se vuoi posso vedere Michela se è disponibile a uscire una cena, Ok, a dai. cena con te, Boh, una cena. stappiamo Offri tu insieme, ovviamente. allora. Offro io, non c'è problema. Offri tu, Offre Michela. Barber Company. No, offri tu, non offri Comunque Barber Company. volevo salutare Roberto perché non sta tanto bene, è Ma che andato in ma ferie sei per una settimana settimana. bianca, Ciao Roberto. Ciao Roberto. Allora, Allora, se lui vince, esci a cena con lui? Offre bene, lui. va bene. Va bene? Ok, a posto. Spontanea, Francesco, no? impegnati. Spinta da un moto di allegria. Sì. Sì, va bene, Infatti, ok. sei anche agevolato Barbiere. che il primo tempo è già andato. Allora, 2, poi? E l'altra cos'era? Legnago Tamai. Che Tamai sta 2, perdendo. dai. 2, infatti sta perdendo il Tamai benissimo. Allora, adesso tocca alla Abbiamo Michela. aiutato, adesso tocca alla Michela. Michela. Allora, Michela, senti, se tu dovessi vincere, Puoi rifiutare. no, a parte che ti rifiuti di andare a cena con lui, a parte le bottiglie, che premio vorresti? George Clooney è già impegnato e anche sua moglie è incinta, quindi non credo che sia libero. No, Poi è sul lago di Garda. Secondo me, vero? No, No, quindi cosa vorresti? ma sono a posto così, grazie. Cioè, Mi porto le bottiglie a casa. Ah no, perché pensavo lascia anche le bottiglie e me le prendo io, quelle volentieri che da me. No, quelle le porto al papà. Tiene le porte al papà. Brava Allora, Michela. vediamo. Allora, Michela, cosa dici? 1x2? Ma io non mi intendo assolutamente di calcio. Perché qua sono... Perché qua siamo tutti ultra intenditori. No, ma io ancora un po' non so neanche quanti sono in campo e quindi proprio zero. Però di calciatori ti intendi? No, assolutamente Neanche no, niente. Ma sei moderno o all'antica? Perché bisogna capire anche quello. In che Cosa vuol senso? dire? In quel senso, sei una donna moderna o sei all'antica? Una via di Normale. mezzo? No, normale no. Può essere una via di domanda senza Può essere senso. anche una via di mezzo. L'ho si è messa in capito, difficoltà. non si è andiamo- capita la domanda. L'ho messa in difficoltà, andiamo avanti. No, non tipo niente. Allora, 1x2? Spara a caso. Facciamo X per entrambe così no. Facciamo come Ponzio Pilato che si lavava le mani. Esatto. Decidete voi. Bene, allora. Torniamo dalla Cinzia, parliamo nel frattempo in Serie A, succede qualcosa? No, c'è un rigore per la Lazio, tu stai facendo i cavoli tuoi, vediamo cosa succede. Sto cercando di vedere gli La aggiornamenti. Lazio, Crotone, traversa incredibile, quindi la Lazio non va in vantaggio. Il Crotone rimane abbarbicato sullo 0-0, nonostante stia giocando in 10 a Lazio. No? No. A Roma, sì. Ecco. Da Giovanni, eccomi qua! Eccoci qua, cosa tu? Ah no, lui è coso! Lui è quello della redazione di Pordenone, uno dei miei collaboratori. Allora, c'è il pareggio dell'Abano Calcio col Montebelluna, quindi 1-1, il Feltre che perde in casa col Calvinoale 1-0, il Legnago che vince col Tamai 1-0, resto 0-0. Bene, per quanto riguarda l'eccellenza, niente. Ti ho preso impreparato, Un attimo, che ecco, un aggiorno. attimo, è tutto allora, molto bello. tutto fermo Oggi ancora fanno sullo fatica a 0-0. segnare. Sì, esatto, le Sì, ultime due partite niente. sono cambiate quelle di prima, Lignano che perde in casa con Lumignacco e il San Luigi che batte il Crasso 1-0.
È il panettone di Natale. Sì, finché sono Serie A, Serie B ancora lo smaltiscono. Serie D ed eccellenza, vero Presidente, Imperatore, è un po' più difficile. Puoi chiamarmi anche Santità. Santità, va bene, visto che è domenica. Vai. Allora facciamo un passo. Cosa? Ma cosa fai tu là dietro? Allora, intanto lo facciamo cantare. Adesso Jacopo viene a farci una canzone mentre aspettiamo Jacopo. Allora, facciamo un rewind e andiamo al 24 o 23 di dicembre al ristorante Adriatico a Villotto di Chions, dove c'è stata quella bellissima clip. Raccontaci di questa splendida serata. Allora, da 3 anni a questa parte diciamo che Miss Christmas è la serata che dà il via alle selezioni di un volto per fotomodella. Quest'anno è andata bene, abbiamo trovato 17 ragazze, diciamo tutte belle, è stato difficile sceglierne 4. Abbiamo scelto... Per colpa dell'assessore di Pasiano, sì, che non era in grado di dare voti. Sì. Una giuria molto... Una giuria molto critica. Comunque è stata una bellissima serata, ricca di ospiti, e adesso tra l'altro abbiamo anche un nuovo progetto. Stiamo scegliendo appunto con un casting delle ragazze che faranno parte delle modelle che verranno con noi in tutte le serate e sfileranno. Quindi facciamo un appello. Già sceglieremo il 20. Ridevo perché... Le ragazze che volessero iscriversi cosa devono... Allora, le ragazze che volessero... Io sono impegnata, non posso farlo, poi sbaraglierei la compagnia, no? Jacopo. Allora, per iscriversi possono scrivere direttamente sul sito www.unvoltoperfotomodella.it con la scheda di iscrizione, compilando la scheda, oppure... L'aspirazione nel senso che deve essere una venditrice da folletto o... No, non è quell'aspirazione lì, no. Ecco, oppure scrivendo un messaggio privato al numero di telefono che trovano su Un Volto per Fotomodella FVG su Facebook. Ecco. È bello, no? No, è bello perché c'è lei che sorride, non sa più cosa fare perché sente silenzio, perché nel frattempo Jacopo Belluschi, il nostro tecnico audio, oggi c'è stata la defiance di Antonello Gherardi, che salutiamo ovviamente. Ciao Antonello. E quindi ci addieterà lui con spettacoli di magia e di arti varie, Improvvisazione. C'è un monocolo che... C'è un monocolo che... si chiama telecamera, sai? L'hanno inventata qualche anno fa. Dietro la telecamera c'è un uomo che in questo caso si chiama Eric. Ciao Eric. E tu sei... Ti sei mai visto allo specchio? La strega bacheca. Anzi, che anche quest'anno hai passato indenne il 6 di gennaio. Sì. Allora, quindi? Allora... Visto l'autoveicolo lì, ho aperto nella parte sbagliata, ma intanto una canzone di James Taylor che, visto che in amicizia si fanno tutte queste belle trasmissioni, c'è tanta bella gente, siamo tutti amici, tanto vi sparo questa canzoncina anche perché è la prima che è venuta fuori. Sì, ha aperto il libro, no? Che avete capito? Cioè, dopo però una canzoncina su di Jackson Brownie, visto che c'è la 500 on the road, ci sta proprio bene a pennello, quindi, ma dopo. Boh. Quindi? Adesso andiamo con You Got a Friend di James Eseguisci? Taylor. Eseguisco allo sguscio. Esegusci. When you're done and trouble and you need a helping hand, and nothing is going right. So close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even the darkest night. You just call my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. To spring, summer or fall, all you got to do is call. And I'll be there, yes, I'll
if the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Oh, keep your head together and no one ever clouds, and soon I will be knocking upon your door. You just call my name, and you know wherever I am, I come running, yeah, 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 to see you again. Oh, winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yes, I'll be there. And to know that you got a friend, people can't be so cold, they will hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them, oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running, oh yeah, to see you again. Oh, winter, spring, summer, fall, all you get to do is call, and I'll be there, yes, I'll be there. You got a friend, oh yeah, you got a friend, you got a friend. Veramente bravo Jacopo! Ma dove sei? Ah, eccoti. Posso arrivare da qua? No, non star così vicino alla telecamera, ti prego. Ah, ok. Scusa? GP, ho dei risultati, ahimè. E chi se ne frega, scusa, se mica parliamo di calcio qua. No, mi piace perché finalmente ho un incontro ravvicinato con la telecamera, con Marco. Allora. Che occhia la Paul Newman. Allora, a chi? Paul Newman. Molto bene. Il telegattone. Sì. Allora, abbiamo i risultati? Sì, Sì, perché mi sembra che la in Serie A Roma è passata successo in vantaggio qualcosa. con un autogol di Izzo, ma il Genoa sta facendo di tutto per comunque pareggiare. C'è il raddoppio dell'Atalanta col Chievo, quello l'avevamo raccontato prima, il resto è tutto fermo sullo 0-0. Per quanto riguarda invece la Serie D, i risultati sono cambiati. In questo momento abbiamo il Virtus che perde in casa col Mestre 1-0, Montebelluna Abano 1-1, Vigontina Alto Vicentino 0-0, Feltre che perde in casa col Cavinoale 1-0, Legnago 2, Tamai 0, Carini Pivigina Triestina 0-0, Est Unione Arzicampo 0-0 e Campodasso che perde in casa col Vigaggio 1-0. Per quanto riguarda invece l'eccellenza abbiamo Fontanafredda Gradisca 0-0, Lumignaco 1-0 per il Lumignaco, Manzanese Torviscosa 0-0, San Luigi Crass 1-0, tredicesimo Virtus Corno 0-0 e Vesna Tolmezzo 1-0. Bene. Beh. Male. Torre Prata, scusa? Ma vince il Prata 2-1 e se vuoi ti do 2 rigori sbagliati del Casars. Allora non lo mi so. tocca fare il giro perché ero andato in regia e qua è tutto transennato, no? Moreno. Sì. Allora vediamo, troviamo un microfono, andiamo da Moreno. Dunque il 22 di gennaio non è ancora il mio compleanno, voglio ricordarvi il mio compleanno è il 30 di gennaio, tra poco vedrete in... Anche Cin. Sì, però l'Iban in sovraimpressione sarà quello del mio conto corrente, non del tuo. E c'è il vantaggio della Triestina. Vantaggio della Triestina, bravi ragazzi, eccomi qua, bravi. Gol di Serafini. Chi ha messo 2 della Triestina qua? 1, 2. Ah, ma solo una che dobbiamo beccare. Com'è? Basta beccarne una? No, tutte e due. Allora. Poi per vincere la cena con la Michela devi beccare anche il terzo risultato. No, a cena con la Michela non posso. Non puoi? Non posso andare perché c'è in giro l'amorosa qui alle Ma non lo viene a sapere, non ci guarda nessuno. Ma no, nessuno non va ci a vede dire- nessuno. No, nessuno lo va a dire alla tua fidanzata. Ci vedono anche in Puglia, eh? Anche in Puglia? Ho già avvisato tutti in Puglia. Sì. che devono Saluti vedere. agli amici della Puglia, ciao, gli Ciao, amici ciao. pugliesi ovviamente. Che sono sotto la neve in questo momento. È vero, sì. C'è la Roberta che è a Infatti io Bari, no? vado a fare il fine settimana, la settimana bianca ad Alberobello. Vai all'Alberobello, esatto.
C'è Moreno che si sta assopendo. Ma no! Era pesante il wok sushi? Sto pensando ai mali del mondo, sto cercando di risolverli, sono meditativo. L'imperatore. Meditativo. No, dicevo che per vincere la cena con la Michela devi indovinare la terza partita di cui tu però non sai l'esistenza. Quindi è una cosa particolarmente difficile perché devi entrare in un discorso di parapsicologia, quasi pedagogica. Ok, va bene, studierò. Benissimo. Studierò per la prossima puntata. Dicevo, poi mi c'è il spieghi pareggio del cos'è la crash. parapsicologia pedagogica. Ma tu pensi che io sappia quello che dico? Dovresti conoscermi, no? C'è il pareggio del crash. Il pareggio del Cras, attenzione. E il terzo c'è gol anche dell'Atalanta. Il terzo gol dell'Atalanta con abbiamo visto Petagna che è un ragazzo di Trieste proprio. Vediamo che ha segnato. No, te lo dico. Una grande prova di forza, vincere a Chievo per 3-0. Stanno giocando a Chievo. Il terzo gol è di Conti Non è ancora. Chievo-Atalanta, no, scusami. Gomez Sì, e a Conti. Verona, sì. vabbè, a Chievo, dai. Conti, ma sì, Conti. Ma Chievo è una frazione di Verona, voglio dire. Ma no, ma scusami, allora, anche l'Udinese Sì, non ma gioca ad Udine perché gioca ai Rizzi. Qui hai è capito? qui E la allora, metto dentro facile. Però l'Atalanta gioca ad Atalanta. L'Atalanta gioca ad Atalanta, vero Michela? Sì. Sì. Il Sassuolo dove gioca? Sassuolo gioca a Reggio Emilia. Vabbè, allora, dicevo... al Mapei Stadium. Allora, no, dicevo... E lascialo finire, che povero Guarda, Cristo, guarda vai tu come è perché messo. sì, vai tu da Moreno per cortesia, magari la Silvia per motivi di... No, ancora peggio. Buongiorno. Buongiorno. Aspetta, Dimostriamo che è lui. abbiamo qua un microfono, no, perché il microfono... No, perché Ma va c'era tutto bene da quando te ne Bene. sei andato, G. Intanto vediamo i due ragazzi qua cosa fanno nella Ciao, vita. ragazzi, Ecco, buongiorno. Tu che sei mamma, Come vi datti chiamate? una mano. Francesco. Francesco? Pasquale. Bene, cosa fate qui da soli? No, sto aspettando la mamma. Ah, va bene, non siete da soli, vero? No, se lo chiamavamo qualcuno. Senti, ma è quella sciarpa lì? Che squadra ti fate, No, ragazzi? quella è la bandiera dell'America? Sì. Vedi che l'occhio lungo del vento. Milan. Io tifo Tu Milan. tifi Milan e tu? Gioca stasera alle 18. Napoli. Hai vinto ieri alla grande, eh? Un po' rubacchiando, no? Un pochino, rubacchiando, dai. Ma voi giocate a calcio? Io sì. Con chi giochi a calcio? Col Maniago. Col Maniago. Ah, beh, una bella società, complimenti. Bene, complimenti. E- Saranno famosi questi ragazzi, Sì. ricordate? Ricordatevi di loro tra di 15 loro, anni che li vedremo sui campi di calcio della Serie A, va bene? intervistati per la prima volta da me. Ok? Ecco, pensa. Sei una stalker coi bambini. Va No, bene, è allora. vero, io ho sempre intervistato grandi campioni sconosciuti, ecco. Tipo me. No, allora, tipo- Moreno. Lasciatelo, intervista di lasciatelo Asamoah l'ho parlare, fatta altrimenti io. non se ne va più. Ciao non ragazzi, se ne va più. Io vado, grazie, è stato bello. Arrivederci. Ciao. Perderemo per sempre. Oh, Pure la testa. spinge qua dentro, eh. Sì, Senti che... No, si sente anche magari dal mio microfono, sì? Senti come sburta, eh? Io quasi faccio la puntata da qua. Come? Cosa dici, Jacopo? Se anche voi volete un impianto così nella vostra macchina, Extreme, a San Vito tagliamento. Andate da un video, poi... Andate da un video, dite che vi mando io, ci avete pure lo sconto, Sì, vero video? Fai il doppio, vero video? Se ti dicono è che vero. arriva la Mara, Ti manda tu gli lei. dici Va bene, costa perché 100, vi facciamo mando io. 150 perché l'ho sopportata una domenica pomeriggio, vero? No, dai, No. È simpatica quando non la conosci. Allora, e per poco anche, Gippi, ricordati che c'è sempre di peggio. Sì, tipo io tutte le domeniche. Vado usando la scarpe, fate voi, io vado a comprarmi le scarpe che ci sono i saldi. È un momento di stallo, devo dire. No, è un momento in cui non È segna in stallo. nessuno. No, è il momento che io voglio fare una domanda a Moreno e tutti mi state rompendo i maroni. Allora, Moreno... Non si può dire rompendo in televisione? Esatto, non si Esatto. può. È vietato dire rompendo. Domenica 22 gennaio? Sì. Qualcuno vuole interrompere? No. Francesco... Di cosa stavamo parlando? Non ce la faremo mai. Ricomincia la Lega Pro, Sì. perché ogni tanto si parla anche di calcio, no? E il Pordenone è in trasferta qua vicino, infatti avete organizzato 8 corriere e Per Teramo. un Frecciarossa per Teramo, no? Sì. E il Frecciarossa non è ancora pieno, comunque Non le è- altre corriere sì, adesso che stiamo Ci vedendo. sono ancora 2 posti del Frecciarossa? Sì. Allora, quindi, vabbè, la campagna acquisti, il calciomercato finisce
a fine mese, mi sembra. Fine mese. Fine mese. A Pordenone ci sono tante chiacchiere, tante chiacchiere, tante voci, però per adesso nulla di definitivo. Sì, che comunque il nostro motto è quello che finché non vediamo con la maglietta crediamo. O della squadra avversaria o la nostra non ci crediamo. Ecco, con che spirito si affronta questa ultima parte di campionato? Ripetiamo che si comincia dalla terza giornata di ritorno. Dall'ultima partita di campionato che si comincia dalla terza l'ultima parte di campionato e si ricomincia dalla terza partita del girone di ritorno. Sicuramente si parte con uno spirito buono, perché comunque il Pordenone, lo ricordiamo, sta incantando con il gioco un po' tutti quanti. Anche a livello nazionale vediamo che escono spesso anche articoli sulla Gazzetta dello Sport, quindi è tenuto d'occhio un po' da tutto il mondo calcistico. E comunque siete amici, salendo sulla 500 mi sono spettinato e non me l'avete detto, non siete amici. No, io ho visto che hai preso una capocciata e non ho voluto l'ho presa infatti la capocciata. Ho voluto fare finta di niente. Sono le corna, Per spettinarsi bisogna avere i capelli. È una cosa fondamentale. Lucia, c'era la pubblicità, mi sembra, no? Sì, vedo che sei perspicace quando ti comoda. Lucia, no? E questo è il bello. Allora, adesso siccome qua abbiamo chi sa, no? Che ha già il microfono, porca miseria. Allora, cosa hanno i miei capelli che non vanno? Dimmi. Barber Company. Tra parentesi, sono loro che mi tagliano i capelli. Adesso ti spiego tutto. Te lo spiego facilmente. I capelli sono una cosa che rende importante l'uomo. Sì. Giustamente. Ma anche la Bibbia dice che il Signore ha ricoperto le teste vuote. Quindi possiamo stare tranquilli. Viva la barba! Questa me la segno. Domani e domani vai da Barber Company a parti a zero. A zero. Non era un'offesa per chi ha i capelli, ovviamente era questo un no. Per chi non li ha. Era una difesa per chi non ce li ha, giustamente. Molto bene. Però me la segno che mi potrebbe tornare utile. Allora. Sì, stavamo parlando della trasferta di Nel frattempo la Teramo, Serie A è Pordenone che sta andando bene. Che a Teramo una trasferta? La trasferta è a Teramo, sì. Abbiamo capito. La Serie A è terminata, e allora è terminata la Serie A. Diamo il risultato, è stato solo 5 partite. Sì, esatto, quindi allora ricordo che giocata alle 12:30 l'Udinese ha perso in casa con l'Inter 2-1. Il Chievo sta perdendo 3-0 con l'Atalanta, la Roma sta vincendo 1-0 col Genoa. Ricordo che del Genoa ha perso per infortunio il portiere Perin. Lazio Crotone 0-0 con Lazio che ha sbagliato un calcio di rigore, e il Sassuolo Torino 0-0. Ecco, io vorrei ricordare perché è stata rinviata Pescara-Fiorentina. Per neve. C'è mica Maradona a pescare in sti giorni? No. Sembra di no. È stata rinviata per neve, non tanto per il campo dove si poteva giocare, ma per gli spalti, perché neve ce n'è tanta, non è stata usata, ovviamente non c'è sicuramente. È ancora tutta là. Né lui né Caniggia. Vabbè, direi che andiamo in pubblicità. Sì, meglio. E poi attenzione, perché penso che siamo la prima televisione al mondo che faremo vedere 45 gol uno dietro l'altro in pochissimi minuti. Ti dico questa, che il Casassa, dopo aver sbagliato 2 calci di rigore in 5 minuti, ora sta perdendo 1-0. Molto bene. Come giusto che sia. Dai, che sono qua vicini. Ho capito, ma se sbagli 2 rigori in 5 minuti è giusto che perdi. Tu non hai a cuore la tua incolumità fisica, vengono qua e ti fanno un culo così. Cioè, io dico solo quello che tu mi dici di dire. E dopo tu vai a vedere il pelo dell'uovo di McCann che tocca l'erba. Sì. Allora ci fermiamo tra poco. Tutti i 45 gol del Pordenone, uno più bello dell'altro, anche come non li avete mai visti, ovvero sia da telefonini, telecamere, dal campo, non dal campo. Grazie ovviamente a Marco Michelin e alla Pordenone Calcio che ci ha fornito questo bellissimo video. Cosa facciamo? Andiamo in pubblicità. Ah, pensavo di provare la 500, no, non se ne parla di provare la 500. Qua dentro. Ovidio non vuole provare la 500 con me, niente da fare. Non cambiate il canale, restate con noi. A tra poco. Tra poco. Veloci come un ratto.
Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche. Il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Comincia benissimo! I saldi di buon anno del Centro Specifico del Sonno. Per pochi giorni sconti fino al 50% su tutti i prodotti Dorelan esposti. Letti, materassi, reti, guanciali ad un prezzo incredibile. Fino al 50% di sconto. Con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte anche sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al Centro Specifico del Sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Dal mare al peschereccio al banco, Bottega del Pesce. Ogni giorno il pesce freschissimo del nostro mare per cucinare ottimi piatti di pesce o, se preferite, le nostre specialità cotte, pronte da mettere in tavola. Bottega del Pesce. Ogni lunedì anelli fritti, patate e polenta a 5 euro. Il mercoledì grigliata mista a 12 euro. Il venerdì la vera paella. E ogni giorno tantissime altre specialità pronte per voi. Bottega del Pesce, crudo o cotto, il pesce migliore. Potenza, qualità, suono. Personalizza la tua auto. Extreme Car Audio per ascoltare la tua musica alla massima qualità con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. Sono Stefano Starnoni, sono il titolare dell'agenzia Starnoni che ho aperto a ottobre 2013, frutto dell'esperienza maturata nell'azienda di famiglia e anche qualche percorso esterno. Mi occupo di pratiche auto e soprattutto mi piace questo lavoro perché è frutto di esperienza, è frutto di conoscenze e di investimenti continui e mi auguro che la mia clientela possa sempre entrare e uscire soddisfatta da questo ufficio. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Un giorno da sogno. Il tuo abito per coronare il tuo sogno. 1000 bisù, l'abito da sposa che hai sempre sognato. Tradizionale, moderno, alternativo. 1000 bisù, gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. 1000 bisù, San Giovanni di Casarsa. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Allora, posso dare dei risultati nel frattempo? No, io sono qua adesso, l'eccellenza. No, tu vai in giro, tranquillo. No, io sto. Gippi ha approfittato proprio dei saldi, se n'è andato, abbandonato la trasmissione sì, per lo shopping. Bar. Sì, i saldi del bar era... Esatto, con Peter stavano bevendo. Se volete, grazie, una birra anche per me. Peter, mi prendi un prosecco per cortesia, grazie.
Ok, no, ho sentito Carlo, bene. Peter, aggiornaci sui Sì, risultati. aggiorno Peter. l'unico risultato che è cambiato, che è quello della Manzanese che perde in casa col Tor Viscosa 1-0. guardate, se mi stringe Eric, nel senso la telecamera, no? Perché qua bisogna sempre mettere i puntini sulle Y, ecco. Ecco, così non vedete me, vedete lei. Questa è proprio la splendida Michela Ellero, che è seduta. È lei? Sì, è lei, Esatto. è lei. Dopo te lo passo volentieri. Eccola qui, la copertina di questo splendido calendario. Ricordiamo che è ancora in vendita nelle edicole della provincia di Pordenone, non solo, e tutto il ricavato verrà donato. Voi non ce perché non ce l'hanno loro a Caffè Ma Nogareno? vogliamo dire qualcosa su Michela, Gippi? Come, scusa? Vogliamo dire qualcosa su Michela? Fai. Ecco, Michela. Cioè, Michela è una bellissima ragazza, lo potete Dai, vedere ma va? dal calendario, però è molto di più, è anche una bellissima persona. Vero Miki? Cioè, sei una persona che comunque ha degli interessi? Sto finendo l'università, prima di tutto, ormai sono al termine, sto scrivendo la tesi. Esatto, che facoltà stai facendo? Scienze e tecnologie alimentari. Ecco, quindi Gippi avresti proprio bisogno... Di cosa? Scienze delle tecnologie No, alimentari. io avrei bisogno di una badante, sinceramente. Ma no! Se lei è disposta. L'Atalanta ha fatto il 4? No, sono gli highlights. Poi, casualmente, girando sempre questo calendario, guardate chi sono andato a trovare, ma guarda come deve essere il caso della vita, no? Che proprio casualmente, naturalmente vicino a Cinzia, indovinate chi è questa splendida ragazza? Ecco, aspetta che metto dritto. È il mese di maggio. Chi è secondo te questa splendida ragazza? Ok, sì, è sono Isabella, io. eccola lì. Orgogliosa. Isabella che è questa. No, questa è Michela. Lei è Michela. Abbiamo il camera. C'è Marco che ha perso un po' la Trebisonda, come si diceva ai miei tempi, cioè Giulio Cesare e compagnia. Esatto. Ecco. Invece lei è Isabella. Con una L sola, Isabella. Isabella, che è una studentessa. Sì. Esatto, e ha anche tantissime altre interessi. Vuoi parlarcene tu? Allora faccio danza caraibica come sport. Bene. E poi faccio anche recitazione come hobby. Come hobby, recitazione, quindi da grande hai già qualche idea di... Dico da grande o non nel lo so. futuro? No. Vediamo. Non lo so ancora. C'è un genere musicale in particolare che ti piace? No, ascolto un po' tutto, dipende. Non c'è. Mi piacciono le canzoni spagnole. Ma tu sei italiana o...? Colombiana. Colombiana. Allora- Ecco perché danze Fermi un caraibiche. attimo, allora Peter, se per cortesia torni al bar e prendi un prosecco per me e una birra per Carlo Luca. Grazie, grazie, no, Peter. perché l'abbiamo detto, non ha capito. Allora, Senti, ma Che Isabella, cattivi parli che spagnolo? Poco. Vuoi fare un saluto in spagnolo agli telespettatori a casa? Hola. Ora lo so pure io, non vale. Un saluto. Non vale. Oppure Di più, qualcosa di più. Non so, hai un motto, Come una frase mettere che in ti piace di difficoltà più, una che ti ragazza. rappresenta, che vuoi dire in spagnolo? no, non me lo ricordo. No. Ok, la salvo io dando un po' di risultati. Ecco. Eccoci qua. Allora, Serie D sono cambiati in questo momento un bel po' di risultati, devo dire la sincera verità. Il Metz che rimane in vantaggio 1-0 a Virtus Vecom, quindi a Verona. Poi Montebelluna che perde in... Guarda che mi sembravi una delle nostre ospiti ti ho fregato. a Virtus Vecom. E ti ho fregato. Montebelluna che perde in casa in questo momento con l'Abano 2-1, Vigontina Alto Vicentino 0-0, Feltre che perde in casa con il Calvinoale 2-0, Legnago che sta battendo il Tamai 2-0, Careni Pievigina che perde in casa con la Triestina 1-0, Este Unione Arzichiampo 0-0 e Campodassico Vigasio 1-0. Per quanto riguarda l'eccellenza di cambiati abbiamo, aspetta che devo girare il foglio, che il Lignano perde in casa con il Mignaco 2-0, la Manzanese perde in casa col Tor Viscosa 1-0, San Luigi Cras 1-1 e Vesnato al mezzo 1-0. Nel frattempo è bellissimo perché sulla 500 qua dietro stanno facendo le foto, Sky ha deciso di abbandonarci
Benissimo, vabbè, adesso vediamo se riusciamo a ricollegarci con Sky. No, è bello perché stanno facendo le foto proprio con questa bellissima 500 degli amici di l'Xtreme Car Audio. E nessuno con le ragazze che abbiamo qua. Tra poco poi vedremo, insieme ad Ovidio e a Eric, vedremo anche se riusciremo gli interni, perché è molto piccola, allora riusciremo a farvi vedere gli interni, ma penso che Io adoro Peter. Grazie Peter, allora ancora tanti auguri a casa. Dicevo prima, avete mai visto, io penso che siamo la prima televisione che fa vedere 45 gol di una sola squadra in pochi minuti. Ovvero sia tutti anche gol... un conduttore che beve prosecco. No, non è vero. A Capodanno erano tutti imbriachi su Rai 1. Vabbè, dai, comunque. Allora, pronta la clip? Questi sono i fantastici, veramente uno più bello dell'altro, i 45 gol. Ci sono anche delle chicche del Pordenone Calcio da settembre ad oggi. Allora regia, siamo pronti? 45 gol, tutti di un fiato, via! Cin cin! Un applauso agli amici del Pordenone Calcio, il presidente Mauro Lovisa, all'allenatore Bruno Tonino, tutta la squadra, Marco Michelin, dottoressa Fioretti, insomma tutti quanti, veramente 45 gol, tutti li abbiamo visti, tutti 45 gol fino ad oggi. Ricordiamo che il 22 di gennaio ricomincia il campionato di Lega Pro dalla terza partita del girone di ritorno e il Pordenone, come dicevamo Moreno, va a Teramo, qua c'è un microfono, ecco, va a Teramo, prende 3 punti e torna a casa. Poi la domenica 29 giochiamo in casa con Mantova, altri 3 punti. E poi importantissimo, domenica 5 febbraio con il Parma. E ricordo a tutti che stiamo organizzando la corriera per la trasferta di Parma. Perché il Frecciarossa l'abbiamo già riempito. Adesso mettiamo vicino la corriera. Abbiamo ancora una decina di posti disponibili. Abbiamo più di 10 posti, e possono partecipare tutti, ovvero sia anche senza la tessera del tifoso. A Parma si va. La tessera del tifoso? No, allora. Possono partecipare tutti, anche quelli che non c'entrano assolutamente nulla con il Pordenone Fan Club. Ah, ecco, sì, non è che bisogna essere iscritti al Pordenone Fan Club. La scorsa trasferta, qualcuno in trasferta appunto mi ha detto ma noi non veniamo a iscriversi per la nostra corriera perché noi non c'entriamo nulla. Ecco, invece no, con loro si va dappertutto. L'importante è avere la tessera del tifoso a Parma. Credo che sia fondamentale. Bisogna averla. Presumo che sia necessaria. Ecco, Poi non lo sappiamo. Io adesso mi arrabbio con Mara perché non mi hai detto che sono spettinato. Ma non è vero! Non mi hai detto che sono spettinato, sai che io ci tengo alla mia immagine. Scusa, GP, non ho visto i gol, puoi rimetterli. ero distratto. Comunque se andate sulla pagina del Pordenone Calcio vedete questa clip che ha già avuto migliaia e migliaia di visualizzazioni, è molto bella gustarsela, ringraziamo ancora la società che ci ha fornito queste immagini veramente belle. Io, credimi, seguo il calcio da quando ero così, la televisione era in bianco e nero, c'era Paolo Valenti e c'era il 90° minuto. Non credo di aver mai visto 45 gol tutti in una volta. Non credo. Non ho ricordi neanche io di 45 gol, però ad esempio non so, se prendiamo come esempio la Juventus si potrebbe fare... Nessuno ha fatto mai, smettiamola con la Juventus. Non abbiamo chiesto, Michela e Isabella, che squadre tengono, scusa, bisogna chiedere a Michela e Isabella, il microfono ce l'ha Isabella. Allora, Isabella, la tua squadra del cuore? Penso... Argentina, può essere. Ma se sei colombiana, perché Argentina? Ma Argentina ci sono dei bei calciatori. Chiama la scema. Cioè, non è che mi interessa molto del calcio. A te interessano i calciatori? Esatto. Invece Michela, non fai un bel affare, Michela che sta per diventare dottoressa. Parla la presentatrice che ha sposato un brasiliano, il calciatore. Brasiliano. Per quello, per il bene di Isabella, glielo dico. Invece la squadra del cuore di Michela è... Io al massimo tifo Italia. Al massimo. Ma dei giocatori dell'Italia chi ti piace? Non so neanche chi sia. Benissimo, ecco. Però a lei piacerà Borriello. Borriello che non è mai stato in nazionale, ma non importa. Senti, ma ti piace l'Italia perché... C'è stato in nazionale. Cosa faceva? Portava le borracce? Ma forse non è stato... Ha giocato una partita. No, lascia alto, è bello. Tant'è che nell'intervista... No, lascia alto, non ci dà fastidio, no. Tant'è che nell'intervista che ha fatto proprio ieri su Sky ha detto che lui comunque finché giocherà vorrà tornare in nazionale. Chi questo? Borriello. Beh, anch'io potrei tornare a giocare a calcio e sperare di andare in nazionale. Sì, c'era una marmotta che incartava la cioccolata.
E c'era la marmotta che incartava la cioccolata. Esatto, c'è il secondo gol del San Luigi sul crash, nel frattempo in eccellenza. Allora, ricapitoliamo Serie D ed eccellenza, la Serie A la vediamo dopo, dai. Allora, per quanto riguarda la Serie D, 18ª giornata, ricordo, Virtus Vecom che perde in casa col Mestre 1-0, Montebelluna che perde in casa con l'Abano 2-1, Vigontina Alto Vicentino 0-0, Union Feltre che perde in casa col Calvinoale 2-0, Legnago che sta battendo il Tamai 2-0. Esatto, Carini Pievigina o l'Eclissi, perché si chiama anche Eclissi. Ma chi? La Carini Pievigina sta perdendo in casa con la Triestina 1-0, se non Lucia, Arzichiampo quante birre ha 0-0. bevuto Carlo? Una. Non le ho contate. Capodarsego Vigasio sta vincendo il Vigasio 1-0. È così. Carini Pievigina, lo sponsor è l'Eclissi e quindi viene denominata Eclissi. Vabbè, ma devi spiegarti perché l'Eclissi è una... lasciamolo parlare. Aspetta, abbiamo una quasi dottoressa. L'Eclissi è una cosa positiva o negativa? Mi sento molto Marzullo adesso. Soprattutto non so perché magari la sua laurea non c'entra niente con l'Eclissi. Vabbè, ma una che ha cultura non ha cultura solo su quello. L'Eclissi è comunque un evento che... Della natura. Della natura, Come esatto. tu sei della natura, no? Che poi voi dovete capire le mie difficoltà, no? Perché? Perché una cosa è vederla così e una cosa è vederla dall'alto, scusatemi. Ecco. Ma anche tu. Allora, sì. E poi parli di me. Questo mestiere è duro, ma qualcuno dovrà più farlo, no Esatto. Moreno? E proprio tu devi farlo. Quindi, tornando all'Eclissi, Sì. è una cosa bella perché è naturale. Sì, esatto. È la natura, no? La luna che va tra Sole e la Terra. È oscura. Perché sappiamo che il Sole che gira intorno alla Terra ogni tanto si incrocia con la Luna, vero? Ma c'è anche l'eclissi di Sole. Esatto! Ma il va? Sole che gira intorno alla Terra. No. Ah, ecco, non è esatto. È la Luna che gira intorno al Sole. No. No. Ho già mal di intorno- testa. GP. Qualcosa gira Carlo, hai qualche sicuramente. risultato? Per piacere, salvaci. Adesso, se andiamo per la stradina bianca e il bar chiuso in fondo, lì sanno tutto sulle eclissi. Cioè, penso ci sia anche un osservatorio lì a 200 metri. Ok, andiamo là E andiamo là e ci chiariranno benissimo. Sono d'accordo. Nel frattempo vi do i risultati dell'eccellenza. No, fermo lì perché visto che c'è qualcosa, perché scusa Isabella, nel mondo c'è sempre qualcosa che gira, no? Sì. Sì. Tipo girano le anche- pale eoliche anche. degli impianti fotovoltaici, non sono sono impianti eolici. Perché mi dici fotovoltaici tu? Fotoeolici ho detto io. Fotoeolici. Poi cos'è che gira anche nel mondo? Ragazzi, Cos'è che gira? La musica che gira intorno, diceva qualcuno, no? L'economia. I giradischi. l'economia. Non ti preoccupare, digli sempre Gira di sì, non è l'economia, oggi è pericoloso. giorno di saldi, GP, Vabbè, quindi sì, gira quello sì. l'economia. Gira la moda, no? Perché la Anche moda è, sì. è una cosa che Sempre non è mai cambia, ferma, no? esatto. E poi tu che giri andando a divertirti in Ma Lucia, non c'è discoteca. la pubblicità? Anche. Tutto questo Anche perché così. dobbiamo Sì, girare qualcosa. pagina perché c'è la pubblicità, no? Ok. Sedatelo, Che aggancio! sedatelo. Mamma mia, Come scusa? che aggancio raffinato! Cosa vuoi? Anni e anni di esperienza. Allora, Di agganci. dai, lancia tu la pubblicità che io. A tra poco, vi aspettiamo. Non girate canale. Non girate il canale. C'è il pareggio della Manzanese. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia, con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone.
nuovo anno comincia benissimo. I saldi di buon anno del Centro Specifico del Sonno. Per pochi giorni sconti fino al 50% su tutti i prodotti Dorelan esposti. Letti, materassi, reti, guanciali ad un prezzo incredibile. Fino al 50% di sconto. Con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte anche sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al Centro Specifico del Sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Dal mare al peschereccio al banco, Bottega del Pesce. Ogni giorno il pesce freschissimo del nostro mare. Per cucinare ottimi piatti di pesce. O, se preferite, le nostre specialità cotte, pronte da mettere in tavola. Bottega del Pesce. Ogni lunedì anelli fritti, patate e polenta a 5 euro. I mercoledì grigliata mista a 12 euro. Il venerdì la vera paella. E ogni giorno tantissime altre specialità pronte per voi. Bottega del Pesce, crudo o cotto, il pesce migliore. Potenza, qualità, suono. Personalizza la tua auto. Extreme Car Audio. Per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio. I migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car. Anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio. Gli specialisti dell'Hi-Fi Car. Sono Stefano Starnoni, sono il titolare dell'agenzia Starnoni che ho aperto a ottobre 2013, frutto dell'esperienza maturata nell'azienda di famiglia e anche qualche percorso esterno. Mi occupo di pratiche auto e soprattutto mi piace questo lavoro perché è frutto di esperienza, è frutto di conoscenze e di investimenti continui e mi auguro che la mia clientela possa sempre entrare e uscire soddisfatta da questo ufficio. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Un giorno da sogno. Il tuo abito per coronare il tuo sogno. 1000 bisù, l'abito da sposa che hai sempre sognato. Tradizionale, moderno, alternativo. 1000 bisù, gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. 1000 bisù, San Giovanni di Casarsa. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Bene, allora con Ovidio vogliamo spiegarvi questa bellissima macchina che abbiamo voluto battezzare Marissima, vero Ovidio? Marissima, sì, Marissima Card. Marissima Card, ecco. E vogliamo spiegare ai telespettatori cosa ha di speciale questa 500? Allora, dunque, oltre al bellissimo impianto che possiamo portare. Aspetta. Ecco che si sposta. Tutti gli interni in pelle, riverniciata, totalmente rifatto al cruscotto. Vetri elettrici aggiunti che prima non c'erano. Era il vecchio sportellino a manovella. Bella simpatica la manovella. Una centralina LED con i LED esterni sotto scocca, una marea di interruttori per tutte quante le funzioni della macchina. Abbiamo un monitor sullo specchietto retrovisore. Un monitor c'è come specchietto retrovisore? C'è uno specchietto retrovisore col monitor integrato. Vediamo se... Non si riesce a abbassa far vedere, non ce la fa la telecamera. Invece riusciamo ad alzare, perché
poggiatesta dei sedili ci sono degli schermi LED. Si riescono a far vedere? Si alza c'è lo schermo che... Vediamo se riusciamo ad alzare, che facciamo vedere, ecco, non riusciamo a farlo vedere, vabbè. Comunque nel retro del poggiatesta, vedete, c'è questo schermo LED, per cui, eccolo lì, per cui i passeggeri posteriori, Mara, possono vedere qualcosa. Cosa? Un po' nani i passeggeri. Un po' nani i passeggeri. Allora, adesso poi la particolarità, Ovidio, raccontaci la particolarità del cofano anteriore della macchina. Aspetta che prendo... Ecco, adesso vediamo cosa fa questa 500 che chi viene qua la vede aperta, no? Cioè col cofano aperto e vede. Allora, se ci spostiamo e stacchiamo su di me, ecco, adesso tra poco Mara insieme a Ovidio saranno a farvi vedere la particolarità di questa 500 completamente rifatta dalla testa ai piedi, più o meno come Belen. No, ma dai, no. Non si può dire? No. Non si è rifatta? Allora, sono in postazione, allora, Ovidio e Mara, prego. Ecco, ci siamo. Ovidio, siamo pronti per mostrare ai telespettatori Il meccanismo è questo. Guardate che bello, c'è un applauso agli amici dell'Extreme Car Audio, guardate che roba. Sganciare il cofano perché c'è un sistema di sicurezza in modo che non si apra da solo. Adesso naturalmente siamo in diretta, il bello della diretta, vediamo se si torna ad aprire perché è tutto elettrico. Guardate che spettacolo e naturalmente c'è... E voilà, dopo è fatto. Chi è in onda? Chi c'è in onda adesso? Io. Un po' di ritardo, vabbè. Ecco, proprio bello. La parte del vano motore. parte del vano motore. Allora, adesso vi facciamo vedere il motore, anche questo ovviamente della vecchia 500 non c'è assolutamente niente. Vediamo questo motore eccezionale, prego Mara. Stesso meccanismo, poi come per il cofano, telecomando che da qua non prende, ok. La batteria. Il bello della diretta. No, è la batteria. È sempre quello, no? Vediamo perché... eccolo qua, vedete? Bellissimo. Veramente un'elaborazione particolare, molto molto bella, guardate che bello. Che poi la 500 di suo è sempre stata una grandissima bella macchina, vero Mara? Non ho sentito Ho perché detto c'è che la il 500 sound qua che è troppo alto. Poi raccontaci dell'impianto audio che avete montato. L'impianto audio diciamo che non è complicatissimo, abbiamo fatto le cose abbastanza semplici, è un singolo woofer con doppio tweeter sulla portiera. Sul tetto, purtroppo però non ci arriva a inquadrarlo, sotto il tettuccio c'è un amplificatore per gestire tutte quante gli altoparlanti. All'interno del fianco posteriore, dietro, ci sono due subwoofer da 30 incassati all'interno del fianco con la loro cassa, che non riuscirà a inquadrare ovviamente perché non ci entra. Dovete sapere che è molto piccola la 500 ed è molto difficile riuscire a farvi vedere anche per questioni di luci quello che c'è all'interno, però la potete vedere sicuramente andando a trovare gli amici dell'Extreme Car Audio in via Roma a San Vito Tagliamento. Esatto. La 500 non è in vendita. Assolutamente no, hanno fatto 1000 proposte oggi. Immagino. La Marissima Car non si tocca. Non si vende questa macchina Unica e perché... rara. Prego Ovidio, prego. Cosa, scusami? Mi sembrava stessi dicendo qualcosa. No, ho detto è unica e rimarrà unica. Ho sentito, possiamo dire quanto può essere a grandi linee costato fare una 500 così? Non si sa. Non si sa. Non l'abbiamo calcolato. Lasciamo nel mistero. Quanto valga questa 500? No, c'è una marea di lavorazioni dietro, non solo di audio. Diciamo che l'audio è la piccola parte, qua c'è tutta la parte estetica. Perché la stessa 500 non è una 500 euro, è una 500, no? No, questa non è è una L, è una 500... No, la vecchia 500, l'originale. L'originale è stata solamente la 500 ritoccata L era l'ultima 500, questa è quella precedente. Quella vecchia. Infatti la targa è PN 155541 per intenderci. Esatto. Ecco, allora, questa era la 500 degli amici dell'Extreme Car Audio. Le prossime volte vi fa... Sei tu, quindi intervengo io. Non è il mio microfono. Non è il tuo microfono? Non era mio. Io ho i finali dell'eccellenza. Fermo, la prossima volta vi faremo vedere, naturalmente quando avremo spazio, un'altra grande elaborazione
Allora, aspettate, abbiamo ovviamente dei problemi audio, ma succede perché siamo in diretta. Dicevo, no video, prossima volta faremo vedere un'altra grande elaborazione quando avremo gli spazi, perché si tratta di un furgone. È un furgone, esatto. Purtroppo qua dentro non c'entrava. Non entravamo dalle porte, pensate, non riuscivamo a passare. Ed è un Vito della Mercedes. Esatto, un Mercedes Vito è completamente rifatto. Diciamo che non ha più niente di originale a parte i sedili. Sì. Il bello di questo è che diventa anche discoteca, vero? Anche con minibar. Anche con minibar e con palo per pole lap dance. Esatto. Ecco, pensate... Ecco, no scusa. Quando me lo presti? È noleggiabile. È noleggiabile. Ah, lo noleggi? Magari vuoi uscire con la Michela sul Vito? No. Michela non si può. Con l'Isabella esci? No, l'Isabella ha fidanzato. Prende un sacco di botte. Allora, questi gli amici di Extreme Car Audio. Carlo. Allora, siamo arrivati al momento di Carlo, fermi tutti. Allora, ufficiali l'eccellenza finali. Fontanafredda gradisca 0-0, in casa il Lignano perde 2-0 con Lumignacco, la Manzanese Torviscosa 1-1, San Luigi batta il Cras 3-1, 13° Virtus Corno 0-0 e Vesna batte il Tolmezzo 1-0. Ricordo si giocherà il 10 di gennaio Gemonese Chions e l'11 Cerlis Muzzane Pasiano per via della Coppa Italia del Friuli, giocata giovedì proprio tra Cerlis Muzzane e Gemonese, vinta dalla Gemonese 1-0. Per quanto riguarda la Serie D, siamo ormai nei secondi finali delle partite. Questi risultati possiamo darli anche quasi per certi: Virtus Vecon che perde in casa col Mestre 1-0, Montebruna che perde in casa con l'Abano 2-1, Vigontina che perde in casa con l'Alto Vicentino 1-0, Feltre che perde in casa col Calvinoale 2-0, Legnago che batte il Tamai 2-0, Carini Pivicina perde con la Triestina 1-0, Este Unione Nerzichiampo 1-0 per l'Este e Campodarsego perde in casa col Vigasio 1-0. Bene, Serie A cosa succede quando mancano? Quanto manca? 20 minuti. Allora, vediamo immediatamente l'aggiornamento che è Atalanta-Chievo 4-1 per l'Atalanta, Roma che vince col Genoa 1-0, Lazio-Crotone 0-0 e Sassuolo-Torino 0-0. Ecco, questi dunque i risultati. Naturalmente aspettiamo di avere i finali per quanto riguarda Serie di eccellenza e ovviamente quando mancherà... Eccellenza erano già finali. Erano tutti finali confermati? Sì, confermati. Bene, allora li ripeteremo più tardi. Ti confermo anche tutti i risultati per quanto riguarda la Serie D. Allora, li ricapitoliamo più tardi. Perfetto. Su Facebook c'è questo post che, adesso ve lo leggo, se il telefono carica. Silvia Gustapane sta guardando Telepordenone con Carlo Luna e altre 2 persone presso Emisfero. Si chiama Gran Fiume. Hai sbagliato un po'. Hai sbagliato. Ho provato a vedere se si poteva mettere Silvia Gustapane sta facendo Telepordenone e non funzionava. Allora, facciamo aggiungi al diario. Primo. Aggiungi al diario, fatto. Sì, dopo, non capisco perché tu c'hai 3 su Facebook, due profili su Facebook. Io ho 2 profili su Facebook che ho finito i 5.000 sul profilo 1. Il peggio di me ho diventato. No, guarda, 5.000 non lo so. È il limite dell'amicizia. Io ti faccio vedere, non lo so perché mi hai dato l'amicizia, perché allora io ti faccio vedere il profilo principale che è quello che ho qua, che sono a... Bello, questa è televisione, la televisione si fa così, infatti. Amici, ovviamente. Sì. Ecco, è molto interessante per gli amici a casa. Sì, fammi vedere che... Ecco, allora andiamo sugli amici, ne ho 4.000. Ok, se arriviamo a 5.000 entro la fine della trasmissione, GP ci paga da bere. Chiedete l'amicizia, grazie. 4.999. Però. Chiedete, serve uno che chieda l'amicizia a GP. Uno. Si sta accadendo, se vi ricordate la data del 4 di dicembre? Sì. Sta accadendo qua dietro la stessa cosa. Tutti i furti? Tutti che scappano, che suonano le lucette. Suonano le lucette, non è male. Sì. E si illuminano i sonagli. È perché è il clima natalizio che ti è ancora rimasto. Sì. Perché ho visto, io mi ricordo ancora la clip, quasi la facciamo rivedere. La clip del 23 dicembre, Miss Christmas. Ah, vabbè, ce l'abbiamo. Lei... Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
Non hai fatto control al cancer? Cioè, è incredibile, Ma io andrei a vedere il perché. Perché aumentano i furti quando ci Erika, siamo con... andiamo a vedere cosa succede all'ingresso dell'emisfero. Scarpe. Cosa c'è? L'ingresso dell'emisfero. Si paga da bere. Si chiama Gran Fiume. Gran Fiume, Gran Shopping. Allora, Tutti i 4.999 hanno capito che hai detto emisfero, vero? Tutti i testimoni. Allora, andiamo in sigla? Finali serie D. Vengo io in aiuto di GP. Parlava dell'emisfero sinistro e dell'emisfero destro. E dell'eclissi. Attenzione perché il Crotone ha una grossa occasione, ma non la sfrutta. A proposito di eclissi, non abbiamo chiesto a Isabella cosa pensa dell'eclissi. Raccontaci, l'eclissi è una cosa bella, positiva, negativa? Sì, bella, eh? Quante ne hai viste nella tua vita così giovine? Una, l'ultima, Sì, esatto. quella clamorosa che era Esatto. bellissima. Quella. E l'hai vista a casa, in mezzo al mare, in mezzo a un prato, No, in mezzo a un ero a casa, bosco? a casa. Eri a casa? No, era a scuola. No, non sei a scuola di notte, porca miseria. ok, no, Sì. scusa, no, A meno che scherzavo. non fai... Ero in occupazione, Allora era a autogestione, poteva essere anche a scuola. Facciamo un applauso a Isabella che era a scuola la sera dell'eclissi, scusatemi. Perché la scuola serale? La scuola serale. Sì, esatto. Isabella fa la scuola serale. Bravo. Va bene. Jacopo, ci suoni qualcosa? Dobbiamo arrivare alla barra pubblicitaria. Allora, mentre lui va a Allo posizionarsi, strumento. io vi do la serie D finali. Quindi Virtus Vecon che perde in casa col Mestre 1-0, Montebelluna che perde in casa con l'Abano 2-1, Vigontina che perde in casa con l'Alto Vicentino 1-0, Feltre che perde in casa col Noale 2-0, Legnago che batte il Tamai 2-0, Canipi Vicina che perde in casa col Triestina 1-0, Este Unione Arzichiampo 1-0 e Campodarsego perde in casa col Vigasio 1-0. E cosa ci suoni? Mi ricordo nel 76, quando la testa mi faceva tinton così a causa di un terremoto brutale. Me lo ricordo anch'io purtroppo. In famiglia avevamo una 500 gialla, un giallo canarino, e mia madre ci schiaffò dei sedili posteriore. Non c'erano i display. Non c'erano i display? Anzi, no, non c'erano i display, quindi siamo rimasti una notte intera, la notte del terremoto, dentro una 500 come questa qua, chiaramente gialla, per cui a vederla... Mio nonno aveva a vederla mi è scappata una lacrima. Anche lo zio aveva la giardinetta. Mio nonno aveva la giardinetta. Se vi ricordate? Dormivo dentro la giardinetta. C'era quel tipico colore azzurro chiaro. Azzurrino chiaro. Quella avevo. Azzurro cielo, ma tanto chiaro, no? Bellissimo, quella avevo. Se la ricorda Moreno, sì. È un celeste suora. Sì, no, quasi Celestino Suoretta. Celestino Suoretta, No, ma quella, esatto. pensate che questa è una trasmissione di calcio, questo è il bello. Quella, la macchina delle suore, era la multipla verde, se vi ricordate. Vero. Era Prince verde. La Prince. Che quando passava e c'erano 4 suore. Chiuso suora, si diceva, vero? Ti ricordi, Isabella? Nel 76 No, ho dormito nella giardinetta, color celestino. Cosa? E noi prendiamo la 500 e andiamo in una strada di campagna. E quindi cosa ci questa canti? Tanto la sapete tutti, una strada di campagna all'americana via. No, aspetta, no. Specifichiamo, La sappiamo. no? No, adesso si fa presto A dire strade di campagna. No, camp- specifichiamo dunque. Camp Rail. No. Camp Rail. Aspetta Jacopo, dobbiamo capire se è la stessa strada se è di la cui stessa parliamo strada noi. di campagna per andare a Careni Pivigina. C'è un bar in fondo. Scusa, è quella che si prende qua la rotonda? A sinistra. Si dice a sinistra. Sì, poi Avanti, sempre dritto. è sterrata. Sterrata. Poi è sterrata. Sì. Una strada di bianca, una strada di Bianca. Poi in in Poi fondo ci trova a sinistra un bar chiuso. È una chiuso. biforcazione. Una biforcazione. Una biforcazione. Con un albero secolare sulla Albero destra. secolare sulla destra, poi 200-300 anni più o meno. E più avanti, Sì. dopo Pochetto, Sì. L'osservatorio per le eclissi. sì. È quello. E dopo Ci hanno fatto una canzone. è uguale. Ma scusa, ma È quella. chi è l'autore? E l'autore è un Autore. John Denver. John Denver. Ma John Denver non è americano, Non esattamente. canadese. Esattamente. E quindi pensate che John Denver è venuto in Italia, in Friuli,
per vedere questa partita di pallone. Perché aveva un abbonamento per la Careni Pievigina. E quella non volta trovava la strada e c'ha scritto la canzone. Con che macchina era? Una 500 Una gialla. 500 gialla. O se no con la 500 quella con l'azzurrino. O la giardinetta. e quella volta Pettinato da 4 suori in una 500 gialla. Esatto, scortato da 4 suori in una Com'era Prince. targata questa 500 gialla? Aspetta, com'è la targata? Chiede Francesco. La Com'era targa della targata questa 500. macchina? 500 era scritto 5 NTO, perché era di Torino. 5 NTO. E c'era 5NT 500. 500. Ovvio. Oh, grazie dell'informazione. No, non abbiamo finito perché Lucia deve dire qualcosa. che ai tempi di John Denver il bar era aperto. L'hanno Assolutamente. chiuso perché ha finito le riserve. No, quello lì l'hanno costruito chiuso, è rimasto chiuso. Cioè, E allora non parliamo della stessa strada. No, è quella. Dalle 11 a... Perché quella strada è qua fuori, c'è la rotonda. E la rotonda vai a destra, no? sì, a sinistra è uguale, non cambia niente. No, è una E qui il rotonda. problema degli emisferi di prima, ecco, l'emisfero destro-sinistro. Cerebrale. A destra, si prende già sinistra, dopodiché bianca, non troppa perché fa male, troppa. Prego maestro. Dopodiché c'è l'albero secolare che mai tradirà. Il bar chiuso. Facciamo Adesso questa abbiamo canzone di chiuso John in Denver. anticipo, la trasmissione chiude qui al bar. Anzi, Là. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country road. All my memories gather round here, miners, ladies, strangers to blue water, dark and dusty, painted on the sky, a misty taste of moonshine, teardrop in my eyes. Country road, take me home. Ripartiamo da qua e la canterei nella versione originale perché lui dice I belong Careni Pievigina, non West Virginia, perché ha trovato il Virginia, hai capito? Ecco, ripartiamo da qua e facciamo la versione originale di John Denver. Come è stata scritta? Come è stata scritta davanti al bar. Sì, perché poi il produttore quando è andato in Canada gli ha detto cazzo dici Careni Pievigina? Questa è la West Virginia. Ha dovuto cambiare le parole. Aveva anche Per l'abbonamento. contratto, per contratto. E aveva l'abbonamento anche. Alla team? No, alla Careni Pre-Virginia. Pre-Virginia, cioè che... Sì, perché dopo inoculandosi in fondo alla strada bianca, che troppa però fa male, nella carena, adesso il capitano qui ci può giustamente aiutare, il capitano. Aspetta, no, chiediamo della carena della 500. Della carena abbiamo dovuto fare lavori alla carena della 500 quando abbiamo... sì, perché tutta rifatta, vedi? È una 500 rifatta. È peggio di Belen. Attenzione Genoa! Peggio delle modelle. Cosa succede? Niente. Allora, adesso vi abbiamo fatto vedere la prima televisione che vi ha fatto vedere 45 gol uno dietro l'altro. Adesso siamo la prima televisione che vi facciamo vedere, vi facciamo ascoltare la versione originale prima che il produttore discografico obbligasse John Denver a cambiare le parole, perché ovviamente in Canada chi cazzo volete che conosce Careni Pievigina? E invece questa è la versione originale. Prego maestro. Country road, take me home to the place I belong.
Cioè abbiamo un assistente di regia che sta a diavolare con la Pre-Virginia o Careni Virginia. I belong Careni Pre-Virginia. Take me home, light and long, I can talk to the place I belong. La Virginia non l'ha data, la strada bianca, quella troppa strada, troppo bianca. In the morning hour she calls me. The radio, c'è scritto tutto qua, The radio on my home far away, driving down the road. Se aveva una speranza di cantare in giro, ora non ce yesterday. Allora, adesso c'è la pausa pubblicitaria che è l'ultima, poi andremo per 20 minuti e scopriremo un altro grande autore che è stato costretto dal produttore a cambiare le parole. Vero? Accadeva spesso. Ma noi grazie a Giacomo abbiamo a Giacomo, che è un'invia di mezzo tra Giacomo e Jacopo. Vabbè, vivevo a Como fino all'altro ieri. Ecco, abbiamo le versioni originali, perché lui, essendo uno storico della musica, è riuscito a recuperare assolutamente sì. Le partiture originali. Filologo interdentale. Per il filologo interdentale. Allora, io direi che ci siamo. Ci siamo proprio. Mara? Sì? Fai qualcosa? Vado in Virginia, Carepe Virginia, intanto che arriva la pubblicità, velocissima, non cambiate canale, vi aspettiamo. Non girate Oggi canale. Diciamo non girate canale. Oggi non dovete girare canale, vi aspettiamo. Ci vediamo tra poco. In Virginia. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia, con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Comincia benissimo! I saldi di buon anno del Centro Specifico del Sonno. Per pochi giorni sconti fino al 50% su tutti i prodotti Dorelan esposti. Letti, materassi, reti, guanciali ad un prezzo incredibile. Fino al 50% di sconto. Con la solita ottima qualità che ci contraddistingue da sempre. E grandissime offerte anche sulle poltrone alza persona. Vi aspettiamo al Centro Specifico del Sonno. Ecco perché mi fido della qualità. Dal mare al peschereccio al banco, Bottega del Pesce. Ogni giorno il pesce freschissimo del nostro mare. Per cucinare ottimi piatti di pesce. O, se preferite, le nostre specialità cotte, pronte da mettere in tavola. Bottega del Pesce. Ogni lunedì anelli fritti, patate e polenta a 5 euro. Il mercoledì grigliata mista a 12 euro. Il venerdì la vera paella. E ogni giorno tantissime altre specialità pronte per voi. Bottega del Pesce, crudo o cotto, il pesce migliore. Potenza, qualità, suono. Personalizza la tua auto. Extreme Car Audio. Per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio. I migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car. Anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio. Gli specialisti dell'Hi-Fi Car. Sono Stefano Starnoni, sono il titolare dell'agenzia Starnoni che ho aperto a ottobre 2013
frutto dell'esperienza maturata nell'azienda di famiglia e anche qualche percorso esterno. Mi occupo di pratiche auto e soprattutto mi piace questo lavoro perché è frutto di esperienza, è frutto di conoscenze, di investimenti continui e mi auguro che la mia clientela possa sempre entrare e uscire soddisfatta da questo ufficio. Ciao, siamo la Barber Company. Tante persone si chiedono perché venire da noi. Innanzitutto siamo i massimi esperti nel mondo delle barbe. Poi facciamo vivere delle esperienze e delle emozioni uniche. Non le possiamo raccontare, le potete solo che vivere. Vi aspettiamo numerosi. PS, vi racconto una piccola cosa. Creiamo dipendenza, fate attenzione. Vi aspettiamo nei nostri barber di San Vito al Tagliamento e Pordenone. Un giorno, da sogno. Il tuo abito per coronare il tuo sogno. 1000 bisù, l'abito da sposa che hai sempre sognato. Tradizionale, moderno, alternativo. 1000 bisù, gli accessori, le bomboniere per tutte le ricorrenze e tante idee per il tuo sogno. 1000 bisù, San Giovanni di Casarsa. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure, con la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali, servizi groupage e collettame da e per tutte le località, servizi di lotti e carichi completi, servizi di trasporto espressi e dedicati, STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure. Eccoci rientrati in studio, perché questo fermo immagine, ragazzi? Carlo, allora qualche aggiornamento? Allora, aspetta, guardo la Serie A. Sì. Ma credo che non lo so, perché ti aspetto un attimo. No, dammi 2 secondi, la tecnologia sai com'è lenta. Cosa avete fatto a Ovidio che è triste? Raccontatemi. No. Ovidio è triste, cosa hai fatto Isabella a Ovidio che è triste? Tutto a posto? Tutto a posto. C'è la Lazio in vantaggio in questo momento sul Crotone. Sei sicuro? Aspetta che vediamo la televisione. Sicuro al 100%. È terminata Atalanta-Chievo 4-1. No, Chievo-Atalanta 1-4. Sì, diciamo le cose dette bene. Hai ragione. Sassuolo-Torino stanno ancora giocando ma 0-0. Ricordo ringhiata Pescara-Fiorentina. Alle 18 Milan-Cagliari. Alle 20:45 Juventus-Bologna. Allora, prima di io farei una cosa, no? Insieme a Ovidio vorrei far sentire, lui ha detto che questo è un impiantino non molto importante. Non puoi, no? qua dentro. No, un attimo possiamo farlo. Lo facciamo, impiantino easy, no, dai, che lo facciamo sentire che suona. alla sua potenza media, questo impiantino easy, ecco. No, che suona l'allarme. Allora, vedete, adesso lui alza leggermente il volume. Ecco, questo è l'impiantino medio. Ecco, questa è 500. Sentite che potenza, veramente eccezionale. In questa piccolissima utilitaria, vedete la gente che si sta divertendo intorno a questa 500 perché è bellissima. È con un impianto che insomma spinge molto. Grazie Ovidio. Bellissima, complimenti agli amici, a Moreno, a Ovidio. Ma se resti senza benzina vai no? avanti solo con i bassi. Ma una domanda che mi vibrazioni. chiedo da tutta la vita, ma quelli che vanno in giro con impianti del genere pagano la SIAE? Sì. Ovidio. No. Guarda, me lo sono sempre chiesto anch'io. Se la mettiamo sul piatto legale è diffusione sonora. Perché poi io so che Francesco vorrebbe avere questa 500. Io guarda, stavo proprio pensando prima di fare una serenata alla mia amorosa. Con quella il problema... Da arrivare in canottiera, una canottiera bianca. Sì, quelle a coste larghe comprate al mercato a Roma. I peli sul petto non me li faccio. Però ci vogliono 2 macchie di sugo. È bravo, la macchia di sugo con la collana di oro. Però la mia amorosa accetterebbe. Ascolta, quella canottiera di 3 taglie di meno che ti arriva qua. Bravo. Quella lì è la Carlo Verdone che entra lì alle votazioni con la canottiera fin qua. Però il problema secondo me è che tu là dentro non riesci a entrarci. C'è il cofano. Entri dal cofano?
Ah no, scusa. A entrarci. Cioè, a entrarci no. Perché Ovidio è tanto piccolo, no? Anche stamattina che l'abbiamo portata dentro era difficile. Piccola però simpatica. Sì, spacca, però un omone come lui entra lì dentro. Un po' stretto. Un po' stretto. No, più che, diciamo, per essere stretta, non so se gli ammortizzatori tengano più che tengono. Già rinforzata a posto. Che poi si parlava, no? Poi diamo tutti i finali, Carlo, li ribadiamo? Sì, ormai siamo al termine di tutti. Parlavamo prima con Silvia e Moreno. Quanti di noi, proprio della nostra età, cioè 60-75, sono stati concepiti lì dentro? Ma il motivo era unico, no? Non c'era l'impianto di... non c'era l'impianto. No, non c'era spazio. Nel famoso momento che devi... Oh, non c'è spazio. Anche perché la leva del cambio era estremamente pericolosa. Bravo. Sì, perché urti la testa poi, no? Ma anche la 126 non era male. Anche noi ricordiamo che non esistevano ancora i sedili reclinabili, quindi quello era, no? Allora, Michela... Spiegalo a Michela che è più giovane di noi. Non ci starebbe. Lei si sta... A parte che lei è una ragazza è molto alta, no? Perché sei alta. Sì. Non sei 1,60, voglio dire, no? No. Ecco, allora, una ragazza alta come te, con un ragazzo ovviamente più alto di te, quindi sull'1,80, sì. Tu, ecco, magari anche ben piazzato, no? Lui. Pensa che il problema là dentro... Cioè si combina, ma poi al momento topico come si fa? Non lo so. No, 9 mesi si aspetta, ciao, grazie, arrivederci. E tanti sono stati concepiti così. Bene, finito la Serie A. Ecco, arriva a salvarci in corner. Esatto, allora è finita la Serie A, quindi il Chievo che perde in casa con l'Atalanta 4-1. Genoa che perde in casa con la Roma 1-0, ricordo l'infortunio al portiere Perin. Lazio che vince col Crotone nei minuti finali, nei minuti di recupero, quindi Lazio 1, Crotone 0, Pescara-Fiorentina ricordo rinviata per neve, Sassuolo-Torino 0-0, alle 18 Milan-Cagliari, alle 20:45 Juventus-Bologna. Bene, allora, cara Mara o Mara cara, siamo quasi agli sgoccioli. È vero, dai. Mancano pochi istanti alla fine di questa... 5 minuti. Che mi sembra sia la 15ª domenica, corrigetemi se sbaglio. Corrigetemi. La 15ª domenica. La Crusca. Dovete corrigermi. La Crusca ti inviterà all'inaugurazione di nuove parole. La Crusca, vabbè, allora. I saluti da parte degli amici del Pordenone Fan Club, ricordiamo che ovviamente, a parte gli scherzi, il 22 gennaio non c'è la trasferta a Teramo perché è una cosa particolarmente difficile da organizzare. Beh, tecnicamente c'è la trasferta a Teramo, se qualcuno vuole andare in trasferta noi comunque sì, non viene organizzata dal Pordenone Fan Club, ovviamente. Cioè, qualcuno che ci va, c'è. Qualcuno magari che ci va in macchina. Sì, è un po' più Posso consigliare qualche ristorante visto che ci ho abitato? Sì. Non ci hai detto cosa ha fatto oggi il... Te lo dico io? Te lo dice Carlo, comunque ha pareggiato. 0-0. Non segna. Ma magari non ha neanche giocato, non lo sappiamo. Non lo so se però non segna. Ricordiamo perché sta con lei non segna più. Che Mara è praticamente moglie, compagna di Dimas, che gioca nella Pergolettese. Dalla quale ho l'orologio, se volete. Aspetta, hai l'orologio della Pergolettese? No, non ci credo. Attenzione, l'esclusiva, abbiamo a Pordenone, anzi a Fiume Veneto, l'orologio della Pergolettese. Ecco. Che adesso Michela ci racconta dov'è la Pergolettese. Cara la mia Stella. Pensa, c'è una città in Italia, una squadra di calcio che si chiama Pergolettese. C'è una squadra di calcio che si chiama Pergolettese. Che può essere è fin spaventato. Tu stai zitto. Che può essere la città dove c'è la Pernigotti. Quasi. No, la Pernigotti è in Piemonte. No, ma vabbè, quasi è però cosa? In Lombardia? Allora ti do un'indicazione, è una città in Lombardia. È una città dolcissima, ma tanto dolce
magari tu la mattina prendi la brioche proprio con quella cosa lì. Sì, con dentro quella non cosa dirmi la marmellata perché non, sì, non, no, non esatto. No, ma non c'è una città che si chiama Marmellata, non c'è una città che si chiama Però Marmellata. GP c'è una città che si chiama Calcio lì vicino, ve lo giuro. Sì, lo so, Sì, ma non è quello. Ma tu mangi la brioche col calcio la mattina? Io no, mio Allora, compagno sì. Può esserci il calcio all'interno Sì, amore, devi tenere il microfono qua. Allora, persa. se non è la città della brioche con la marmellata, è quella con la Cioccolata! Ma no! Io lo so, Lo io sa lo so. Cinzia. La città, la città è... Cinzia, no, in aiuto. secondo me lo sa Isabella, l'Isabella c'è già arrivata. Vediamo. La città... Pistacchio! Marmellata e crema. Crema, un applauso Isabella, bravissima. Oh. Michela. La città è Krapfen. A me la crema non piace. Vabbè, ma tu... Lei studia, no? No, lei è studiata. Quindi non accetta suggerimenti dagli altri. Esatto. Allora, Va bene. Salutiamo Maria che ci sta guardando. chi è Maria De Filippi? Non lo so, una che ci ha scritto su Facebook che ci sta Ciao, guardando, Maria. quindi Ciao. la salutiamo. Allora i saluti dal Gran Fiume, vi ricordiamo stasera aperto fino alle 21 per il vostro shopping, questa prima domenica di shopping. I saluti degli amici del Pordenone Fan Club. Allora? Dai Moreno! Allora, Ora ti io ti voglio mostriamo il bene. tuo video. No, allora saluto bene, signori e signori, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. sì, E... TVB. E vi lovo tutti, vi lovo. Grandissimo. Allora, i saluti di Silvia Gustapane, ricordiamo Silvia la trasferta, ok, manca qualche settimana, la trasferta importantissima del presto, 5 febbraio. Esatto. Ricordiamo la trasferta. Ricordiamo? Partecipate numerosi. Ecco. Tutte le informazioni. Ricchi Premi e Cotillons ovviamente. Chiedete alla GP che dopo... Sì, la redazione di Pordenone fa i volantini. Allora, poi andiamo avanti con Peter. Saluto tutti gli amici di Telepordenone, grazie a voi per l'invito e seguite i prossimi eventi con la Cinzia e la pagina Un volto per fotomodella. Abbiamo tre future modelle qua. Dove sono? Beh, Venite qua, venite che sono qua, scappate venite qua. solo a vederti. Guarda, abbiamo tre future modelle. Tu sei? Chanel. Che bel nome, Chanel. E tu sei? Giulia. Giulia, e tu sei? Crystal. E quanti anni hai? 4. 4. E tu? 7. Ma che grande, e tu? 7 e mezzo. Attenzione, lei è più grande. 7 e mezzo, 7. No, decidetevi. Sì, 7 e mezzo. 7 e come lei. mezzo. Quando è il tuo compleanno? Il 29 marzo. Marzo, il tuo? Il 10 marzo. Ah, è più vecchio di te, hai visto. E il tuo compleanno, amore? Non ti ricordi? Il suo compleanno? 5 agosto. 5 agosto, che 5 bello, sei andato oh. d'estate col caldo. Senti, vuoi salutare qualcuno? No, non te ne frega niente, benissimo. Tu vuoi salutare qualcuno? No. Mamma, papà, ma chi se ne frega? Bene, grazie ragazzi, buon pomeriggio, buono shopping. Oh, è bellissimo, vedete, il centro commerciale è proprio questo, le famiglie, i bambini. I saldi. I saldi. Perché il 20 di gennaio... 20? Ah sì. 20 gennaio. Sì, lo so, io non lo sapete voi, questo è bellissimo, ecco. Vi aspettiamo al ristorante. Dov'è la telecamera? Che non so mai dove Guarda, gira la faccia da qualche parte, Ok, la trovi. allora il 20 gennaio vi aspettiamo al ristorante Adriatico a Villotta di Chions con la sfilata, anzi no, col wedding party. Wedding party adatto per me perché Esatto. mi sto per sposare. Quindi certamente andrò- Aspetta. E poi domenica prossima, no? Ci sarà una gran sorpresa a richiesta qui. Cioè qui, non qui, ma domenica. Esatto, A l'altra richiesta di domenica. GP. A richiesta di Seguite le pagine Facebook della domenica per sapere dove saremo domenica prossima. Carlo Luna, i saluti, non importa. Ma sì, chi se ne frega. Andiamo avanti, vabbè, tanto sei della famiglia. Ovidio, allora ricordiamo, Xtreme Car Audio. Siamo in tagliamento, via Roma 48. Qualsiasi cosa riguardante hi-fi car, hi-fi home di casa, noi siamo disponibili. Ecco, quindi non solamente impiantoni o elaborazioni come avete visto qui con questa splendida 500, ma anche lavori semplici fatti però a livello veramente professionale. Anche le semplici casse della macchina originali da sostituire. Oh, che poi hanno già le autoradio DAB, ricordatevi che tra pochissimo tempo, entro fine anno, si passa dalla FM al DAB. Esatto, c'è lo le switch autoradio off. non costano tantissimo, no? No, ci sono moltissimi modelli per tutte le tasche. Ecco, perché tra un po' non si ascolterà più FM, quindi pensateci in tempo, no? E non andare tutti dopo in fondo a fare le code e aspettare mesi e mesi e mesi. Isabella, dove ti rivediamo?
Sì, è il calendario. Il calendario? Sì. Poi se vuoi dare l'indirizzo di casa così ti vediamo lì? No? Non mi interessa, grazie. Niente, no. Vabbè, una delle prossime serate con sì. Cinzia e Peter. Esatto. Michela, andiamo all'università con lei. Tu sei a Udine, vero? Sì, sono a Vedi che Udine. mi ricordo, nonostante è passato qualche tempo. Quindi per vedere Michela si va a Udine presso la facoltà di Scienze e tecnologie alimentari. Scienze e tecnologie alimentari e si gioca all'1x2, se vincete cena offrite la cena a Michela che oramai fa parte dell'accordo, vero? Ok. Ecco, cara. Francesco invece lo troviamo. Oltre che a salutare volevo fare una richiesta per tutti i maschietti del Barber Company. Volevo se queste due belle donzelle mandassero un bacio al volo a tutti i ragazzi del Barber Company. Allora, aspetta che le inquadriamo. Ok, mandate 3, 2, 1, un bacio agli amici del Barber Company, ecco. Le donzelle, non tu. Boh, pure io, dai. Anche tu? Va bene. Allora, grazie. io controllo se siamo ancora in onda. Vado sulla televisione. Per me sì. Salutiamo perché... No, ci siamo ancora. Ci siamo ancora. E allora, salutiamo... Tutti. L'appuntamento è domenica prossima. In televisione ovviamente alle ore... 14:30. E dove saremo? Non ve lo diciamo. Non ve lo diciamo. Dovete seguire sulla nostra pagina Facebook. Perché sarà una grandissima domenica pomeriggio in una bellissima piazza. Saremo lì per la terza volta. Stavo già dicendo troppo. Ecco. E proprio qua vicino, da Fiume Veneto. Basta Gippi, ciao. Dopo la rotonda. No, aspetta. Aspetta. Dov'è un microfono? Abbiamo perso un Vicino microfono. alla stradina bianca. Allora, no, Vicino alla un microfono stradina bianca. Vicino, brava, vicino alla stradina Vi bianca. diamo le indicazioni per domenica prossima. Prego, Ok. Moreno. Domenica prossima. Dove Niente, raggiungere voi la uscite trasmissione? di qua, c'è la rotonda, svoltate a sinistra, Sì. sempre dritti, c'è una stradina bianca. Sì. Asfaltata, arrivate in fondo, Sì. c'è un bar che per l'occasione sarà chiuso. Può essere che verrà abbattuto però l'albero. Verrà singolare, abbattuto l'albero sì. in occasione. In occasione Perché è della ammalato, mi hanno detto. No, sta benissimo, proprio per una questione di dar fastidio. Scusa, ma lì che c'è l'incrocio si va sempre a destra o si va a sinistra? No, quando sei lì chiedi. Ah, devo chiedere, Gli ok. chiedi, Al perché bar. Al bar. Che è chiuso. Attenzione, non arrivate all'osservatorio per l'eclissi. No, ecco. Perché lì siete già fuori strada, Sì, dovete siamo tornare già fuori. indietro. Se per caso trovate l'osservatorio, tornate indietro. Poi lì linea d'aria. Linea d'aria a 200-300 metri. E ci siamo. Ok, è tutto, ci vediamo domenica prossima, grazie, ciao ragazzi, a Ciao, domenica, a grazie. domenica. Grazie Ciao. a tutti, ciao.